Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che come tradizione vi terrà compagnia fino alle 10. Leggeremo assieme Il Piccolo e il Corriere della Sera, vi riproporremo alcuni dei servizi andati in onda ieri. Il numero di telefono a cui intervenire è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it e invece l'indirizzo di posta elettronica cui potete inviare le vostre mail. Potete farlo già adesso se lo desiderate, oppure potete farlo anche quando ci saranno gli ospiti che oggi sono Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, candidata alle europee, e Ugo Rossi, candidato alle elezioni europee per Libertà, anche lui è consigliere, però consigliere comunale a Trieste. Direi che come introduzione è tutto. Vedo, non so se abbiamo già pronto il collegamento con la polizia locale? No. Non credo. Allora andiamo subito invece con il meteo. La situazione generale ci parla di una depressione che interessa l'Europa centro-occidentale, favorendo ancora instabilità sul Friuli Venezia Giulia fino a domani. Domenica e lunedì un promontorio anticiclonico porterà condizioni di tempo più stabili. Dunque per oggi sulla zona montana cielo nuvoloso, in pianura variabile. Sulla costa poco nuvoloso. Saranno possibili rovesci e temporali sparsi durante la notte fino al primo mattino. Nel corso del pomeriggio tempo ancora instabile con rovesci e temporali sparsi, meno probabili sulla costa. Venti di brezza. Per domani cielo in genere variabile con maggiori schiarite verso la costa, possibili rovesci e qualche temporale più probabili sulla zona montana. Venti di brezza. Già che ci siamo andiamo anche a domenica, su pianura e costa cielo sereno poco nuvoloso, sulla zona montana in prevalenza poco nuvoloso. Dal pomeriggio sera soffierà Borino sulla costa. Questa è la prima pagina del Piccolo, vediamo sotto il titolo Cina, operazione punitiva su Taiwan, monito contro interferenze straniere. Il nucleare, il tabù violato da Putin è un commento, e poi ricordo di Srebrenica, ONU in divisa, passa il sì. Schlein lancia la battaglia sul salario e la priorità, quindi siamo già in tema elezioni europee. Il Piccolo ha riunito la redazione a Borgo San Sergio. BAT, centro logistico per tutti i prodotti destinati all'Italia, cartiera di Duino Mondi, linea operativa pronta entro un anno. Il palazzo ex RAS di Piazza Oberdan cambia proprietà. Mattarella blinda la Carta Costituzionale e anche quella del futuro. Il commento del venerdì del professor Pieraldo Rovatti, il trabocchetto nascosto nel volersi bene. Trittico musicale targato Vienna, ci sarà una presenza importante a Trieste la prossima primavera al Politeama Rossetti. Playoff di basket, Trieste c'è Forlì, si sogna la finale, e poi la foto di prima pagina. Ieri c'è stata una conferenza stampa di Martina Oppelli: ho sempre vissuto con speranza, ma ho il diritto di non farcela più. Ce ne occuperemo più avanti riproponendovi il servizio che abbiamo realizzato ieri. Andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, sotto il titolo Polizza nazionale contro gli alluvioni, proposte dal governatore del Veneto Zaia, e poi un'intervista con la moglie di Domenico Modugno. Mio marito compose Volare davanti a me. 8 ore dai PM, Toti si difende, il governatore respinge le accuse, ogni euro usato per l'interesse pubblico. Interrogatorio Fiume, 180 domande, presentata una memoria difensiva. Tajani, dimettersi, decide lui. Budapest, Salis è ai domiciliari, primo passo verso l'Italia. C'è stato un elogio alla Premier Meloni da parte della von der Leyen, Meloni un europeista e con lei lavoro bene. Il presidente del PPE Manfred Weber
AfD è un partito nazista, Salvini lo ha aiutato, ce ne occuperemo magari più nel dettaglio. Casa le violazioni, sanate fino al 5% di superficie in più. Napoli, scoperta la banda, trovato il manuale per le truffe agli anziani. Sapete che anche di recente alcuni responsabili delle truffe ad anziani triestini o della regione sono stati catturati, sono stati presi ed erano, erano napoletani, per cui poi vedremo anche meglio un po' questo. Adesso possiamo leggere il caffè di Massimo Gramellini. Allora, questa ci mancava, un predicatore islamico che approfitta dell'università occupata da una frangia di studenti filo-palestinesi per improvvisare una piccola moschea in corridoio e tenere un violento sermone politico travestito da preghiera. È successo a Torino venerdì scorso, ma le immagini sono spuntate ieri e soltanto le immagini hanno ancora il potere di risvegliare le coscienze per un nanosecondo. Poi si torna a chattare. In Italia moltissime università ospitano una cappella. Se qualche studente desiderasse aggiungervi una moschea o una sinagoga, dice Gramellini, non avrei nulla da obiettare. La libertà di culto è principio fondante della democrazia. Per quanto da laico preferirei che i templi della conoscenza rimanessero consacrati soltanto ad essa. Ma non è accettabile che all'interno di un'istituzione pubblica qualunque passante possa stendere delle stuoie dove gli garba per trasformarle in luogo di culto, senza chiedere il permesso ai responsabili di quell'istituzione. A maggior ragione se la preghiera abusiva diventa il pretesto per un comizietto incendiario contro degli avversari politici, in questo caso i sionisti. In un mondo adulto, quindi, non governato dalle regole del fanatismo, gli stessi occupanti avrebbero dovuto scandalizzarsi per una simile appropriazione indebita e molto probabilmente lo avrebbero fatto se al posto dell'improvvisato imam Brahim Baia ci fossero stati un rabbino o un prete inneggiante alle crociate. Diamo alle pagine interne del Corriere della Sera, allora, interrogatorio di 8 ore per Toti, le 180 domande della Procura, dalla concessione trentennale nel porto ai soldi sul conto, diffusa una memoria difensiva prima della chiusura dei verbali. Allora, possiamo fare un po' anche il sommario di quanto accaduto. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, è stato arrestato il 7 maggio per corruzione e posto ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su concessioni portuali, finanziamenti elettorali e voto di scambio. Tra le accuse, i finanziamenti di industriali al Comitato Toti, quelli ricevuti da Aldo Spinelli, i 195.000 euro versati senza dichiararli da aziende legate a Pietro Colucci e i 55.000 euro transitati dai comitati al conto corrente di Toti. Sotto esame anche il presunto voto di scambio alle elezioni regionali del 2020 con i gemelli Arturo e Maurizio Testa, sospesi da Forza Italia, ritenuti legati al clan mafioso Cammarata del mandamento di Riesi. Ieri l'interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza, durato 8 ore, di Giovanni Toti. I PM hanno rivolto 180 domande al presidente della Liguria, lui ha presentato una memoria di 17 pagine a integrazione dei verbali. Allora, andiamo ancora, Corriere della Sera, proseguiamo perché probabilmente sì, difatti sono più le pagine dedicate alla questione Toti. Da parte mia nessuna corruzione, ogni euro usato per il bene pubblico. Il governatore: voglio restituire dignità alla mia figura di uomo e servitore dello Stato. Ancora Corriere, sempre la questione Toti, quel messaggio ai partiti, il governatore agli arresti non pensa di dimettersi e sottolinea gli obiettivi rivendicati dalla maggioranza che mi sostiene. Spiega ai PM che non toglierà il disturbo e sottolinea carenze ed errori nell'indagine.
La memoria, questo insomma, per quanto concerne la difesa, è quasi un documento politico per chiamare alle responsabilità gli alleati. Tajani, lasciare, spetta a lui decidere, pressing PD, Movimento 5 Stelle per il passo indietro, il ministro senza i domiciliari può continuare, Appendino, questione morale. C'è da dire che, da quanto molti raccontano, tra Toti e Tajani non c'è un grande feeling. Ancora Corriere della Sera, Salis ai domiciliari a Budapest, il padre primo passo verso l'Italia, lascia il carcere, ora ha il braccialetto elettronico, Schlein, il governo si impegni come per Forti. Ricostruiamo anche qui la vicenda, poi passeremo al piccolo. Dunque Ilaria Salis, attivista e maestra milanese, è stata arrestata a Budapest nel febbraio del 2023. L'accusa nei suoi confronti è di lesioni aggravate ai danni di 3 neonazisti. La polemica su Salis si è accesa quando è stata condotta in tribunale in manette e con un guinzaglio alla vita. Il 28 marzo i giudici avevano detto no ai domiciliari. Salis è apparsa in tribunale con catene e manette ai polsi anche una seconda volta. In Italia si sono attivati i canali diplomatici per migliorare le condizioni degli insegnanti. Il 15 maggio i giudici hanno accolto il ricorso di Salis e concesso i domiciliari con il braccialetto elettronico e dietro il pagamento di una cauzione di 40.000 euro. Allora, adesso spostiamoci alle pagine interne del piccolo. Il nodo infrastrutture divide la politica del Friuli Venezia Giulia nella volata verso il voto. I partiti del centrodestra contano i potenziali parlamentari, ma l'opposizione punta il dito sulla questione ferroviaria e ferma al palo. Fratelli d'Italia annuncia novità in arrivo. Allora, Walter Rizzetto è il coordinatore regionale di Forza Italia. Andiamo in Europa anche per cambiare regole di ingaggio che non piacciono a noi e ai cittadini. Caterina Conti, segretaria regionale del Partito Democratico, la Giunta Federica non ha fatto avanzare di un passo i progetti di velocizzazione Venezia-Trieste. Sandra Savino, coordinatore regionale Forza Italia, opere fondamentali, ma bisognerà tenere in conto i caratteri ambientali specifici del nostro territorio. Vannacci, conosciuto ma non stimato, il 58% ritiene negativa la candidatura. Tetto ai mandati dei governatori, la maggioranza del campione ritiene giusto che ci sia un limite, c'è un focus della SVG. 1 su 4 pensa che l'incandidabilità debba scattare dopo il terzo mandato. Tra chi è contrario a qualsiasi sbarramento, il 42% è di centrodestra. Schlein, una legge per il salario dignitoso, c'è un'intervista, migliaia di firme in Parlamento, la segretaria del PD, tema che riguarda il 70% degli italiani, il contrasto alla precarietà è una priorità e sull'autonomia daremo battaglia, siamo nettamente contrari ad una riforma che spacca il paese. Dalla regia, quando volete, potete allestire il collegamento con la sala operativa della polizia locale, poi noi tra un po' cominceremo anche a rivedere i servizi andati in onda ieri. L'impegno del governo per l'obiettivo 2050, c'è un'intervista con il ministro dell'ambiente Pichetto Fratini a Trieste per il forum Italia-Serbia. La difesa di Toti, ogni euro per la politica, il governatore per 8 ore davanti ai giudici, presentata una memoria di 17 pagine, eccetera. I PM insistono sul fallimento dell'ex società della Santanchè. Sul fronte Visibilia, il prossimo 9 ottobre si aprirà l'udienza preliminare per la presunta truffa aggravata all'INPS sulla cassa integrazione nel periodo del coronavirus. Mattarella blinda la carta e anche quella del futuro. Il monitor del Capo dello Stato arriva nel ricordo dell'ex premier Giovanni Goria. La maggioranza accorcia i tempi. Sul premierato scoppia la bagarre in Senato. Torniamo al Corriere.
Allora, von der Leyen apertura a Meloni, con lei lavoro bene, e pro-Europa siamo lontane sui diritti LGBT. Il no a Le Pen, ID espelle i tedeschi di AfD, scontro fra Tajani e la leader francese. Sui social c'è una polemica per un post del leader leghista Matteo Salvini, dice uomini incinti e follie woke, no grazie, sì a mamma e papà, è scritto a corredo di 2 fotografie che mettono a confronto un uomo barbuto incinto e una famiglia. Da un lato lo slogan è meno Europa, dall'altro è più Italia. Allora, vediamo, andiamo avanti. AfD neonazista, Salvini l'ha aiutata, Fratelli d'Italia, il governo partner affidabile, questo è un'intervista con Weber. Weber è il presidente del Partito Popolare Europeo, capogruppo del PPE al Parlamento Europeo ed è un tedesco. Dice Weber, l'Europa si trova a una svolta storica e gli elettori devono rendersi conto che nulla è automaticamente garantito. Le Pen e la Lega hanno reso forte AfD, hanno contribuito al suo processo di crescita. Oggi Salvini è piuttosto isolato in Europa. Questo è appunto Manfred Weber, che ha 51 anni, ci informa il Corriere della Sera. Allora, proseguiamo, vediamo se troviamo qualcosa. Mattarella, Costituzione moderna e anche quella del futuro, migliaia di giovani per Falcone, memoria, antidoto contro i clan. La giornata a Palermo con la sorella Maria e i ministri, al corteo c'era anche la Schlein. Monito della CEI sul premierato, è necessaria molta attenzione. Piccoli abusi edilizi, ecco la sanatoria, tollerate le difformità fino al 5%. Ancora, la Casa Bianca pensa all'Unione Europea per gestire il valico di Rafah. Netanyahu a chi ha riconosciuto la Palestina, ci saranno conseguenze. Sono riprese le trattative per la liberazione degli ultimi ostaggi ancora in vita. E qui è quello appunto di cui scriveva Gramellini. Preghiera islamica all'Ateneo di Torino, Bernini e il rettore, condanna netta, la rabbia dei docenti dopo un video sul web. Il discorso tra l'altro inneggiava alla jihad, dopo le proteste è arrivata anche la condanna della ministra Bernini. Taiwan, Pechino simula l'attacco, gli Stati Uniti mossa sconsiderata. Torniamo al piccolo. L'apertura di von der Leyen a Meloni, lavoro bene con lei, è un europeista. Il gruppo ID caccia i tedeschi di AfD. L'effetto boomerang del caso Cra. Domiciliari, l'appello domiciliari per Salis, l'appello del padre, riportiamola in Italia, non si capisce perché ci sia una foto del ministro Santanchè in questo servizio, probabilmente un falso testamento di Silvio Berlusconi ha arrestato Di Nunzio, le esercitazioni di Pechino, punizione per Taiwan. L'avvertimento di Putin prima del G7, pronti a confiscare priorità negli Stati Uniti, e intanto a Mosca nuovi arresti eccellenti. Eccellenze in sanità per il Friuli Venezia Giulia, eseguito a Udine un trapianto a cuore battente, è il primo in Europa. Fine vita, eccoci, la battaglia a Trieste, il diritto di essere libera. Martina Oppelli parla in pubblico, la mia è una scelta d'amore. Allora, ieri c'è stata un incontro pubblico, una conferenza stampa al Caffè San Marco,
Bernardo Gulotta l'ha seguita per noi, vediamo il suo servizio. Questa spada di Damocle io l'ho accettata subito e la mia è stata una scelta di vita, in toto, perché la vita va rispettata, è stupenda. Io sono curiosa, mi sono sempre chiesta, dai Martina, che cosa c'è oltre? Continua, oggi è doloroso, ma non si sa mai, magari incontrerai qualcuno o qualcosa, perché vale la pena provare. E così è stato. Quando la fatica supera la gioia, è giusto arrendersi e non è una resa disperata. Il messaggio che io voglio dare a un neodiagnosticato è un messaggio positivo. Voglio dirgli, prova, continua, non sarà facile e non ti prometto che guarirai, però sappi che e se un giorno non ce la farai più, avrai una via d'uscita. È un appello colmo di dignità, consapevolezza e libertà quello di Martina, la 49enne affetta da sclerosi multipla dall'età di 28 anni, che oggi ha raccontato di sé e della sua decisione di porre fine alle proprie sofferenze. Un percorso però che ha trovato lo stop dall'azienda sanitaria in quanto mancherebbe il requisito del trattamento di sostegno vitale. Che cosa vorrebbero dunque una parte di questa, chiamiamo, civiltà? Che io mi riducessi ad un essere inerte, completamente sedato, sdraiato a letto? Perché? Per far compassione agli altri. È veramente necessario apparire sofferenti? Vorreste vedermi in preda agli spasmi notturni o vedermi nuda, ormai ridotta a un osso, con le spalle lussate? Perché dovrei farlo? La sua vicenda è molto simile a quella di Anna, donna che un anno fa a Trieste aveva ottenuto dopo una battaglia non semplice la possibilità del suicidio assistito. Martina ora si è rivolta alla giustizia, ma allo stesso tempo ha avuto la luce verde dalla Svizzera per avviare lo stesso percorso. Le mie mani non posso spostarle, io ho un dolore lancinante al fianco, eppure sorrido e non mi vergogno del mio sorriso e non mi pento di aver vissuto. Non lo farò mai, ma il diritto di scegliere, di essere liberi, perché, ripeto, quando la fatica supera la gioia, ti arrendi. Ci colleghiamo adesso con la sala operativa della Polizia Locale, siamo con l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno ispettore. Buongiorno Dosatti, buongiorno a tutti. Cosa ci racconta intanto? Tutto tranquillo durante la notte? Sì, confermo, niente di particolare durante la notte. Giornata oggi ricca, inizia il 36esimo raduno nazionale dei Fanti d'Italia con delle manifestazioni già alle 9:30 per quanto riguarda l'arrivo della bandiera, che poi da Mole Audace arriverà prima in comune, poi sul Colle di San Giusto, dove ci sono dei divieti in piazza Cattedrale. Ci sono dei divieti anche oggi in via San Carlo e comprensorio del Porto Vecchio, Porto Vivo, Magazzino 28 e Trieste Centro Congressi per quanto riguarda il summit, il forum imprenditori tra Italia e Serbia, quindi attenzione in quelle zone. Proseguiranno poi i divieti anche per quanto riguarda sempre i Fanti nelle giornate di domani e dopodomani con il clou, con la parata e le chiusure delle rive. Io mi limiterei a dare questa notizia così senza dare tanti orari, tante giornate. C'è un'ordinanza, la 513/24, che può essere visionata sull'albo pretorio, sulla rete civica del Comune di Trieste, dove sulla medesima pagina iniziale si ritrovano anche gli orari delle manifestazioni dei Fanti, con tutta la cronologia, eventualmente chi vorrebbe andare ad assistere a vedere. Intorno alle 12:30 poi sulle rive ci saranno dei rallentamenti perché arriva un mezzo sempre per questa manifestazione dei Fanti e dovremo dare assistenza per la collocazione del stesso nelle parti della prefettura. Ricordo la chiusura delle rive perché arriverà anche la nave, quindi inibite le soste e attenzione ai divieti perché ovviamente in questi giorni tutte le rive, Porto Vecchio sono interessati da divieti. Altre cose direi che non ce ne sono. Ok, allora come sempre noi ci risentiamo alle 13:20 durante il telegiornale, ove fosse necessario, speriamo di no, nel senso se ci fossero delle comunicazioni importanti, noi siamo qua, ecco, insomma.
Assolutamente, adesso avviserò i colleghi perché io vado a casa. Ah, ok, allora buon riposo e buon Grazie a lavoro tutti. alla polizia locale, mi pare che anche loro oggi sono ben messi. Dunque, vediamo se ci sono delle mail. Sì. Dunque, allora. C'è dunque è in due parti, se ne parla poco o nulla. I prezzi non sono imposti, essendo dei liberi professionisti. Alcuni veterinari comprendono ora che la vita ci mette a dura prova, altri no. Il medico di base non c'è, deve rinunciare alle cure, ma non per i nostri fedeli amici. Fanno parte della famiglia come i figli, rinunci veramente anche al necessario, ma anche per loro delle volte non ci sono speranze, ormai invecchiati e con le malattie dell'anziano, come il mal di cuore, diabete o altro, possono vivere se non fosse che le medicine hanno raggiunto prezzi impossibili. Questo è un argomento che molti vorrebbero sicuramente conoscere. Poi alcuni dicono che si possono scalare dalle tasse, però bisogna avere il denaro per pagare questi professionisti. Quindi insomma il signore, no, non dico il nome perché non si firma, dice visitare un canarino non costerà come visitare un Doberman, ma anche in questo caso la risposta è sbagliata. Insomma, pone il problema dei costi per i medicinali e per le visite agli animali. Insomma, sì. Chi non è dentro a queste cose logicamente non conosce tutte queste dinamiche. Proseguiamo, arriviamo alla prima pubblicità, andando ancora avanti io direi con il Corriere della Sera. Allora, razzi su Kharkiv, strage nella tipografia, il New York Times, Blinken preme per il via libera a Kiev all'uso di armi americane anche sul suolo russo. Poi continua il viaggio del Corriere della Sera nei paesi dell'Unione Europea in vista del voto. L'ultimo spenga la luce in Lettonia, tra giovani che vanno all'estero a studiare per paura della guerra e della Russia e politici di destra che pensano al nazionalismo come risposta in uno Stato che potrebbe sparire per lo spopolamento. Invece, qui siamo in Portogallo. Il prezzo del nuovo paradiso, turisti, nomadi digitali, investitori in criptovalute, tutti vogliono andare a Lisbona, ma il vento del successo ha generato una tempesta perfetta sul costo delle case, da cui nessuno adesso sa bene come uscire. Il sindaco di Lisbona dice: non voglio una città con affitti folli, ma non si può neanche fermare il progresso. Questo del resto è un argomento molto comune anche quando appunto una città cambia un po', cambia faccia. Per esempio sapete che Napoli sta conoscendo un boom turistico impressionante, ciò si ripercuote logicamente su tutta una serie di attività, sugli affitti, costi maggiori. Molti proprietari di case trasformano le loro case in case vacanza e quindi tolgono dal mercato case che potrebbero essere affittate. Insomma, è un problema che con aspetti differenti si propone un po' dappertutto, non soltanto negli altri paesi, ma magari per ragioni differenti anche nel nostro paese. Col che siamo arrivati al primo spazio pubblicitario, poi riprendiamo la lettura dei giornali e la visione dei servizi.
Rieccoci in studio. Proseguiamo la lettura del piccolo a questo punto. Eccoci, il centro BAT per la logistica. Nel nuovo magazzino creato a Trieste, tutti i prodotti destinati all'Italia. Allora, ci siamo occupati anche noi ieri dell'inaugurazione, credo ci fosse per noi Laura Buccarella, quindi possiamo farvi vedere questo servizio, un servizio che appunto riguarda lo stabilimento BAT e un nuovo centro di logistica integrata in collaborazione con l'Interporto. Possiamo far vedere il servizio. Oggi inauguriamo il nostro hub di logistica integrata qui a Trieste, quindi questa è la conferma della centralità che ha Trieste e l'Italia per il gruppo BAT. A poco più di 2 settimane dalla visita del nostro CEO mondo Taddeo Marocco, che ha confermato appunto questo, e questa è una prova tangibile. 12.500 metri quadrati per il nuovo centro logistico costruito a tempi da record da BAT Italia in collaborazione con l'Interporto di Trieste, con un investimento di 6 milioni di euro. Un magazzino che va a integrare l'impianto produttivo di Bagnoli della Rosandra e raddoppia la superficie a disposizione del comprensorio Frieste, facendo di Trieste il punto di partenza di tutti i prodotti commercializzati da BAT Italia. Non solo rafforza la collaborazione tra BAT e Interporto, ma anche la collaborazione tra BAT e le aziende locali, perché qui appunto questo magazzino è stato realizzato appunto tutto quanto da aziende locali e che sono delle eccellenze del territorio. Sì, devo dire siamo stati molto rapidi nella realizzazione sia del building, che è stato realizzato in 21 mesi, e bisogna dire che già dopo 13 mesi BAT è riuscita già a fare la prima linea di produzione, mentre questo magazzino siamo riusciti a realizzarlo in 8 mesi. Se pensiamo anche un po' a tutte le condizioni di mercato, difficoltà a reperire certi materiali, è stato realizzato veramente in tempi molto rapidi. La struttura inaugurata oggi è un grande magazzino per lo stoccaggio e la gestione dei prodotti finiti e delle materie prime, nel quale transiteranno prodotti destinati sia al mercato italiano sia ai mercati esteri, accorciando la filiera distributiva. Nella nuova struttura è previsto l'impiego di 10 nuovi lavoratori. Quanto alle prospettive per il futuro, da parte di BAT si sottolinea il rispetto e pure il superamento degli obiettivi iniziali. Il progetto prevede appunto questo investimento di $500 milioni in 5 anni e quindi siamo nel pieno del viaggio e stiamo rispettando gli impegni, quantomeno in metri quadri siamo impegnati a costruire 20.000 metri quadri, l'abbiamo ampiamente superato, quindi per quanto riguarda i posti di lavoro, i 600 più 2.100 indiretti, anche qui stiamo proseguendo, ovviamente man mano che attiviamo le nuove linee produttive, quindi si procede con le assunzioni. Allora c'è una mail, dice perché voler convincere le altre persone che sono gravemente ammalate, seguite dalla SUGI in modo degno, cercando il più possibile di alleviare le sofferenze. Fortunatamente Asugi non regala la morte, grazie alla Commissione. È un commento alla vicenda di Martina Oppelli. Allora andiamo avanti, eravamo fermi, vediamo il Corriere. Il sangue, il cappotto, le bugie, gli indizi contro il marito di Siu, Biella, l'uomo fermato nega, lei si voleva uccidere, i PM violati i sigilli alla loro casa. C'è un'intervista con il governatore del Veneto Zaia, una polizza nazionale contro le alluvioni, il clima è un'emergenza. Allora, parlando di cronaca, stiamo per il momento in regione perché per quanto concerne le questioni baby gang probabilmente ce ne occuperemo, anzi sicuramente ce ne occuperemo più avanti anche con i nostri ospiti. Sentite quello che è accaduto in questi giorni a Villesse, dove un 53enne è stato arrestato per i maltrattamenti nei confronti della figliastra. La ragazzina si è confidata con gli insegnanti che hanno fatto intervenire i carabinieri. Oltre alle violenze fisiche e psicologiche, la giovane veniva vessata e trattata da serva. Vediamo, una roba sconvolgente per dire la verità.
Un patrigno violento, una Cenerentola tredicenne maltrattata e costretta a fare da serva a tutta la famiglia. La brutta storia di abusi e vessazioni arriva da Villesse. Un 53enne del luogo è stato arrestato dai carabinieri poiché è ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della figliastra. La moglie, 32enne di origini straniere e madre naturale della ragazza, è stata denunciata in stato di libertà per la stessa ipotesi di reato, per la sua presunta condotta omissiva in quanto non si sarebbe opposta alle vessazioni subite dalla figlia. L'indagine ha preso il via grazie a una segnalazione da parte della scuola frequentata dalla giovane. Gli insegnanti ne hanno raccolto le confidenze rivolgendosi poi ai carabinieri, i quali, coordinati dalla Procura della Repubblica di Gorizia, sono riusciti anche attraverso video, foto e altra documentazione a delineare un quadro di maltrattamenti perpetrato dall'uomo, spesso alla presenza anche dei 2 fratelli minori della ragazzina, nei confronti della quale sono state documentate con frequenza pressoché quotidiana violenze sia fisiche che psicologiche. Gli accertamenti, fanno sapere i militari dell'Arma, hanno portato alla luce la gravità e la delicatezza della situazione. La ragazzina veniva anche costretta a pulire quotidianamente la casa, a occuparsi del bucato, a servire il resto della famiglia a tavola, con la paura di essere svegliata nel cuore della notte, di non poter frequentare più la scuola o di dover sottostare a estenuanti allenamenti in giardino. Il 53enne è stato portato al carcere di Gorizia. Si tratta del primo caso, quantomeno in provincia di Gorizia, di applicazione dell'arresto in flagranza differita introdotto dalla legge cosiddetta Salvavita del 2023. L'arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, che ha disposto anche la permanenza in carcere dell'indagato. Sedicenne privato del cellulare, minaccia il padre con il bastone, accaduto a Monfalcone. Il provvedimento del genitore causato da esiti scolastici e condotta domestica, intervento dei carabinieri e polizia per sedare gli animi, episodio in pieno centro dove la famiglia gestisce un negozio. Allora, ancora Radio Capodistria festeggia 75 anni con programmi e un concerto speciale. L'emittente è diventata nel tempo un presidio di tutela dell'italiano nei territori di Slovenia e Croazia, ascoltata anche in Friuli Venezia Giulia. Proseguiamo, così forse saltiamo un pochettino, arriviamo direttamente alla cronaca triestina. Allora, Palazzo ex RAS di Piazza Oberdan, nuovi proprietari per il recupero. Qui c'è anche la storia del palazzo. Furti agli artisti nei camerini, la denuncia dal Teatro Verdi, ce ne siamo occupati anche noi. Dopo una lunga assenza da lavoro non aveva il Green Pass, licenziata e reintegrata, il comune non ricorre. Risse e rapine all'uscita di scuola, la Bergamas è sotto sorveglianza. Presidio fisso dei carabinieri e polizia locale dopo le aggressioni segnalate dai genitori. Allora, facciamo così, magari poi lo faremo vedere anche quando saremo in compagnia dei nostri ospiti. Per quanto concerne appunto la situazione della scuola Bergamas, addirittura i genitori hanno elaborato una sorta di vademecum per i loro figli, insomma, dando loro delle indicazioni per come andare a scuola, e anche e soprattutto per cosa non portare a scuola. Vediamo ed eventualmente poi più avanti ragioneremo anche con i nostri ospiti. So di ragazzini che sono stati picchiati, presi a pugni in testa, e trascinati fino al giardino di Via Montecchi, presi a calci e pugni, e coltelli, eccetera. Adesso basta.
Non solo le rapine agli studenti all'uscita della scuola media Bergamas, ma anche pestaggi nei vicini giardini di San Giacomo e spintoni agli anziani del rione che si rifiutano di consegnare soldi ai giovani componenti della baby gang. In molti ci riferiscono la preoccupazione per il vicino nuovo centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, dislocato in via dell'Istria, anche se le indagini di polizia e carabinieri non hanno ancora chiuso il cerchio sui responsabili dei recenti episodi. Certo è che per i genitori ogni mattina sale l'ansia quando i propri figli debbono recarsi a scuola. Sì, purtroppo la situazione a San Giacomo in sé è degenerata e peggiorata e ci sono tante baby gang di varie etnie, diciamo, chiamiamole così, e purtroppo adesso si sentono ogni giorno violenze eccetera nei confronti dei nostri ragazzi. Le mamme hanno dato vita a un vero e proprio vademecum per ragazzini e ragazzine per andare a scuola. Cosa significa? Significa niente scarpe di marca, niente giubbotti di marca o vistosi, nulla che possa attirare l'attenzione, in particolare non utilizzare il cellulare, lo smartphone all'uscita di scuola, perché questi sono i 3 elementi che attirano l'attenzione delle baby gang che poi tentano di rubarli anche con la forza. Quindi non mostrare il cellulare, no scarpe, sneakers di marca, no giubbotti belli, vistosi, griffati. Vedremo se continueranno almeno per il momento a sorvegliare un po' la zona, almeno dalla Bergamas ai Salesiani, dove succedono sti fatti, e spero che qualcuno appunto si svegli. Certo, ovviamente da mamma è molto preoccupata. Sì, mia figlia non la faccio uscire praticamente più. Questo è. Purtroppo è pericoloso. Prendono di mira tutti. Ho sentito anche qualche adulto, se non gli dai una sigaretta, se non gli dai l'euro, quindi basta. Tutti ragazzi minorenni, tra l'altro. Sì, sono tutti minorenni. Vabbè, certamente non è una situazione idilliaca. Dicevamo, no, che la riunione di redazione del Piccolo in esterna è stata a Borgo San Sergio. Fra l'altro si segnala anche l'ottimo funzionamento della biblioteca Stelio Mattioni, che è davvero bella anche da vedere. Allora, avanti, motociclista senza la patente causa un incidente e fugge, precarietà e infortuni, partita la raccolta firme per il referendum CGIL. Per quanto concerne invece il territorio, in vendita la locanda Milicia Borgo Grotta, riferimento per residenti e turisti dal 1883. Da qui abbiamo visto lo sviluppo della zona. Duino Aurisina, partito l'iter, il comune avrà la sua bandiera. Dopo i danni delle mareggiate dello scorso novembre a Muggia, pubblicato l'avviso per i ristori, ma c'è chi aspetta quelli del 2019. Il professor Sinagra, il Piccolo pubblica un ricordo scritto dal professor Sinagra del professor Eugenio Pez, gentiluomo in camice. Ancora sulla cabinovia, il prezzo del biglietto dal centro a Opicina, la replica sul costo di gestione delle opere. Ancora andiamo avanti, stiamo andando alla pagina della cultura, eccola qua, Caprarica e la fine dell'Inghilterra, lo storico corrispondente RAI con il suo libro che fotografa il declino del paese, dei Windsor e della monarchia. Caporale, destra e sinistra, torniamo alle differenze e ritroviamo la passione. Oggi il giornalista ospite di Pequod al Teatro Miele in dialogo con Enzo D'Antona sullo scenario politico e
mi dispiace, ma mi pare che questo non sia Antonello Caporale, ma vabbè, insomma, boh. Gillo Dorfles, mitico eclettico nel rosetto di San Giovanni. E, insomma, questo è per quanto riguarda la pagina di cultura e spettacoli del Piccolo. Andiamo avanti, abbiamo parecchio, siamo indietro un po' con il Corriere della Sera, eccolo qua, le truffe agli anziani, il copione per le telefonate, 13 arresti a Roma, l'abbiamo detto a Napoli, chiedo scusa, proprio c'è tutta ecco alcuni passaggi del copione per le telefonate agli anziani trovato tra i documenti di truffatori campani arrestati dai carabinieri di Roma. Il nome del fantomatico maresciallo Domenico I, tra i più utilizzati dalla banda, la telefonata registrata per dare formalità alla comunicazione con la vittima. Agli anziani viene detto che la persona investita dal loro figlio si trova in ospedale, facendo leva sulla gravità della situazione. I truffatori chiamano in causa un avvocato per fare ulteriormente capire che il figlio o comunque il parente della loro vittima ha bisogno di aiuto e soldi. Sono argomenti che noi insomma, da tempo al centro delle cronache e insomma è un bel problema. Allora, giusto non ostentare a scuola abiti e accessori griffati se per ragioni di opportunità, dato che la scuola non è una passerella. Inaccettabile che ciò accada per paura di essere rapinati. Questa non è più libertà e sottomettersi al ricatto di baby delinquenti che leggi varate da irresponsabili non consentono di rendere inoffensivi. È ora di cambiare registro. Allora, andiamo avanti con i servizi. Il sindaco ha annunciato l'intenzione di procedere con lo sgombero di quei magazzini di Porto Vecchio che oggi sono diventati ricovero di migranti, una posizione severa dettata anche dal fatto che in quell'area sono in corso i lavori per il viale monumentale. Non solo il Silos come luogo dove i migranti presenti in città e non inseriti nel sistema d'accoglienza trovano rifugio, ma anche i magazzini del Porto Vecchio sono ormai da tempo occupati e adibiti a giacigli di fortuna. Una dinamica che proprio non va giù al sindaco di Piazza, che ha annunciato che lunedì con le forze dell'ordine darà avvio a un'operazione di sgombero e pulizia di quegli spazi. La volontà di intervenire con una certa fermezza non è solo una questione di decoro, ma, dice il sindaco, è anche necessario perché lungo il viale in oggetto si sono insediate le ditte preposte al cantiere per la realizzazione del viale monumentale di Portovivo, ovvero la futura grande arteria viabilistica dell'antico scalo che corre in parallelo alla così chiamata bretella già sistemata e aperta al pubblico. Adesso ho il problema che le ditte che stanno lavorando, tutti i cantieri, hanno in mezzo sti migranti che hanno occupato. Allora adesso sto programmando naturalmente per lunedì di andare con le forze dell'ordine e pulire, anche perché non ne posso più che arrivino da tutte le parti e che prendano possesso. Allora, ripeto, il Silo non posso intervenire perché è privato, ma il Porto Vecchio è nostro e lì posso intervenire e gli dico in maniera molto chiara e forte, via da qua. Sul Silos il sindaco attende sviluppi dalla proprietà e anche per questo ha chiuso alla possibilità d'utilizzo degli spazi dell'ex mercato della stazione come centro di accoglienza di bassa soglia. Il motivo è legato al futuro dell'intera area che, se si svilupperà con un'impronta commerciale, mal si sposa con l'allestimento, anche temporaneo, di un dormitorio per richiedenti asilo. Le Coop devono vendere il Silos. Immagina se li piazzo vicino a via Flavio Gioia, una cosa così, non vendono più il Silos. Questa è la realtà, ma stiamo scherzando. Il Silos diventerà una grande opportunità commerciale, una grande opportunità alberghiera, ma anche una grande opportunità se viene venduto piuttosto che essere abbandonato in quel modo così. Grandi investimenti, anche perché davanti hanno 65 ettari di Portovivo. Allora, rientriamo in studio, c'è una mail che ci chiede sciopero dei treni questo sabato e domenica. Abbiamo una nota, un'importante agitazione sindacale prevista dalle ore 3 del 26 maggio fino alle 2 del 27 maggio 2024, quindi
domenica, se leggo, sì, 26 maggio è domenica, un giorno in sostanza in cui lo stesso Ministero ha comunicato che a causa dello sciopero vari treni potrebbero subire modifiche agli orari o cancellazioni. Eccolo, la particolarità è che si tratta di un giorno festivo senza fasce orarie di garanzia. Quindi c'è questo sciopero dalle 3 del 26 maggio fino alle 2 del 27. Adesso se io riuscissi, qui abbiamo i treni garantiti, vedo che è garantito per esempio il Roma Termini delle 16:30 con arrivo a Trieste alle 21:55, è garantito il Trieste-Torino che parte alle 6 del mattino a Trieste e arriva a Torino alle ore 11. Quindi credo che questi siano i treni, i 2 treni garantiti. Vediamo però se non è garantito, però almeno se leggo bene il Trieste, no, è garantito anche il Trieste Centrale Roma Termini delle 12. È quello che parte alle 6:39 e arriva a Roma Termini alle 12. Questo è garantito. Come è garantito, diciamo, il ritorno, cioè Roma Termini 16:30, Trieste Centrale 21:55. Trieste Centrale delle 6, Torino Porta Nuova delle 11 è garantito anch'esso, come è garantito Torino Porta Nuova 18:35, Trieste Centrale 23:45. Quindi diciamo adesso sciopero dei treni domenica 26 maggio, sono garantiti per quanto riguarda le partenze da Trieste il treno delle 6:39 per Roma e il treno delle 6 per Torino, e sono garantiti anche, diciamo così, i treni di ritorno, anche se non ha un grande senso come definizione, cioè quello che dalle 16:39 parte da Roma e arriva a Trieste intorno alle 10, alle 22, e quello che alle 18:35 parte da Torino e arriva a Trieste alle 23:45. Insomma, quindi chi dovesse raggiungere, che so, Bologna, Milano, eccetera, ci sono 2 treni garantiti. È curioso che appunto lo sciopero avvenga in una giornata festiva, quindi dove di solito ciò non avviene. Quindi sciopero dei treni domenica 26 maggio. Ancora Corriere della Sera, falsificò il testamento di Berlusconi, l'imprenditore in cella in Colombia. Volevo dimostrare a mio padre ex Parà che anch'io ero tosta, Federica Pellegrini, alla famiglia devo tutto, mia figlia Matilde l'ho già portata in piscina, ok? E poi c'è, appunto, dicevamo prima, era anche nella prima pagina, un'intervista con Franca Gandolfi, che è la moglie di Domenico Modugno. Mi innamorai del suo mondo di storie e folletti, amici cantanti li evitava. Grande personaggio Modugno, grande personaggio come sempre succede anche la moglie. Allora, chiudiamo poi la lettura, quantomeno per questa prima parte del Corriere della Sera. Andiamo a vedere il Festival di Cannes. Ci sarà Marco Bellocchio che porta una copia restaurata di Sbatti il mostro in prima pagina. Vado avanti con la serie su Tortora. Insomma, se sarà bello come l'ultimo, come effetto esterno notte, quello sul sequestro Moro, sarà veramente
una bella cosa. Andiamo ancora avanti, sempre da Cannes. I film più venduti al Marché sono quello su Brando, Madre Teresa di Calcutta e Dante, e c'è anche un progetto che vede, mamma mia, una biografia cinematografica di Eleonora Duse, e Eleonora Duse sarà interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, come si dice, Sic Transit. Allora, direi che possiamo, magari con un po' di anticipo, chiudere questa parte di Trieste in diretta, andiamo in pubblicità e poi dovremo essere in compagnia degli ospiti. Agitato? No, è molto particolare, insomma. Allora, eccoci pronti con la prima dei nostri ospiti, che è Serena Pellegrino, consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra. Chiedo scusa per prima erroneamente lodata anche come candidata alle europee, invece non lo è. Allora, partiamo, consigliere, Senta, le chiedo una cortesia. Sì. Noi, consigliere di sesso femminile, okay. ci stiamo portando avanti con determinazione. Non è una battaglia, non è una battaglia, perché le battaglie sono un'altra cosa, ma una richiesta di attualizzare anche il fatto che esistono le donne, come esistono le donne tra gli avvocati, tra gli ingegneri, tra tutte quelle professioni che sono sempre state appannaggio maschile e quindi non avevano l'accezione femminile. E abbiamo detto: perché non dobbiamo abituarci anche noi, esattamente come la cancelliera Merkel, che per 20 anni si è fatta chiamare cancelliera e nessuno ha mai fatto una piega? Allora abbiamo detto che è giusto anche farsi chiamare consigliera. Ok, vabbè. Catherine Hepburn si faceva chiamare actor, però. E quello è un altro discorso. Allora mettiamola così, che anche la Crusca ha detto che possiamo fare questo. Poi, se ognuna decide per sé di farsi chiamare in maniera differente, insomma, è una questione personale. Allora, consigliera. Sì. Parliamo di infrastrutture, nel senso, oggi c'è proprio sul piccolo, ne abbiamo accennato nella prima parte della nostra trasmissione. Scrive Giovanni Tomasin: il nodo infrastrutture divide la politica del Friuli Venezia Giulia nella volata verso il voto. È una questione quella delle infrastrutture, segnatamente le infrastrutture ferroviarie sono quelle di cui si parla di più, però è una questione che salta fuori abbastanza spesso quando si parla della nostra regione, molto spesso in accezione, diciamo, relativamente negativa quando si parla di Trieste. Trieste è isolata e conseguentemente però, se è isolata Trieste è isolata anche la regione, perché non è che da Mestre, cioè si ferma a Mestre, questa è la vulgata. Allora, sbagliato di nuovo, no? No, ho sbagliato di niente. Guardi, anni fa ormai, a un certo punto avevo coniato questa frase. Si dice sempre Cristo si è fermato a Eboli, no? C'è il titolo del libro, del romanzo. Bene, io invece ho detto Cristo si è fermato a Mestre, soprattutto se arrivava in treno, perché arrivati a Mestre è finito il mondo. Invece noi siamo la regione ponte con tutto l'est Europa, e questo lo sanno bene i camionisti, perché infatti hanno richiesto, senza chiederlo esplicitamente, la terza corsia fino a Palmanova, da Palmanova fino a Trieste, fino a Venezia. Anche lì siamo con i lavori in corso ormai da non so quanti anni, più di 5 anni, e adesso i camionisti ci chiedono che scendono dall'Austria di uscire a Gemona e andare verso Dignano. Insomma, la nostra regione è una regione ponte e dal punto di vista infrastrutturale noi non ci siamo evoluti col ferro.
non abbiamo fatto la cosiddetta cura del ferro, no? Si chiamava così. E una volta eravamo bambini, si diceva di fare la cura, ti devono dare il ferro, no? le fialette. Ecco, noi non abbiamo per niente fatto la cura del ferro. Anche se dovessimo ipotizzare di portare l'alta velocità, noi arriviamo a Mestre ed è finita. Sì, ma tutto il nord non ha fatto tendenzialmente la cura del ferro. Abbiamo fatto invece la cura dell'asfalto. Chissà perché. E chissà perché, appunto, negli anni 80 complessivamente l'Italia non ha fatto la cura del ferro, ma noi al nord proprio ce ne siamo quasi completamente dimenticati. Prendiamo la cosiddetta alta velocità da Udine a Milano, nessuno se n'è accorto, se non fosse per il biglietto. E il biglietto lo paghi carissimo e ti hanno saltato qualche fermata ed è diventata alta velocità. Una volta si chiamava diretto, vero? Sì. Ecco. Non l'abbiamo fatta, mentre in Austria, in altri paesi del nord, hanno fatto un investimento importante. Tanti dicono, ah, ma noi avevamo la Fiat, ma potrebbe anche essere che sia per questo, ma io penso che dipenda anche proprio dal nostro modo di affrontare la nostra quotidianità. Oggi facevo questa considerazione proprio su Trieste. Trieste ha una distribuzione di mezzi pubblici di autobus strepitosa. Chiunque venga da fuori dice a Cipicchia, sì. Udine non ce l'ha. Trieste è molto concentrata come superficie e quindi uno dice vabbè, io mi tengo la macchina, tanto devo fare 2 chilometri, ora che aspetto l'autobus che a piedi diventa un po' scomodo, sali, scendi, io mi tengo la macchina. E allora abbiamo un tappeto di automobili, dove peraltro le autorimesse private sono pochissime. Io non so quanti siano gli appartamenti a Trieste dove c'è l'autorimessa privata, pochissimi, forse in parte nelle nuove periferie. Quelli nuovi per tutte le ragioni che sappiamo, però sì, nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte dei casi non ci sono. Ecco, quindi bisognerebbe fare la cura del ferro. Tra l'altro arrivo a Trieste con il treno e l'ultimo treno per andarmene da Trieste, 10:30 più o meno. Ecco. Perché le vogliamo tenere? Sì, quella è una bella cosa. E infatti Trieste sta dando, da questo punto di vista, sta dando il meglio di sé, perché negli ultimi anni ha avuto una boom turistico. Mamma mia, una poi scesa su questo, incredibile. poi torniamo su un altro aspetto della questione e parto proprio dalla sua risposta all'articolo di Giovanni Tomasini. Siccome c'è una telefonata in linea, sì, allora non faccio attendere chi è in linea, sentiamo quello che vuole chiedere. Buongiorno. Buongiorno dottor Bosacchi, a lei e alla sua ospite. Buongiorno signora. Grazie della cortesia di aver fatto passare la telefonata. Quello che mi ha meravigliato di più questa mattina è che la sua ospite ha esordito con la voce consigliera e consigliere, come che questo fosse il problema maggiore che abbiamo a Trieste. Per me vale la persona, sia uomo sia donna, qualsiasi cosa. E adesso è di moda anche essere non donna e non uomo, ma questo non mi interessa. Mi ha meravigliato questo fatto qua, glielo dico sinceramente. Ma quello che gli volevo chiedere, cosa pensa la consigliera, già se vuole essere chiamata così, del fatto che dei bambini delle elementari vengono rattinati dei pochi spiccioli che hanno in tasca e delle merendine? Le mamme che hanno detto di non andare a scuola con le scarpe della marca, con i zainetti, con i telefonini, ma non le sembra che stiamo dando atto agli stranieri di avere la forza su di noi? E poi chi ha detto che quello sono minorenni? Sul Casso in Slovenia trova un'infinità di passaporti strappati. Aspetto una risposta, non su consigliere e consigliera, ve lo dico sinceramente, ma sul resto. Vi auguro buona giornata a tutti e due. Grazie signora. Allora, tanto facciamo vedere appunto il vademecum di cui parlavamo. La signora chiede, abbiamo un po' di problemi con l'audio, del problema delle baby gang che infestano soprattutto la zona a Trieste davanti a una scuola. Non so, francamente, adesso non vorrei fare da avvocato difensore, eccetera, non so se è stata
definita l'etnia di chi si rende protagonista di questi episodi, insomma, per cui starei un po' attento prima Io lascerei perdere il concetto dell'etnia, perché quando io sono venuta in Friuli avevo 1 anno ed eravamo i meridionali, quelli che venivano considerati come da ghettizzare, e quindi c'era la ghettizzazione del meridionale, lo sappiamo tutti, insomma è inutile che stiamo qua a raccontare e far finta che la storia non sia andata così. Oggi c'è quest'altra ghettizzazione. Ecco, io penso che il meridionale delinquente ci fosse quella volta, il meridionale di qualità ci fosse anche quella volta e nella stessa misura anche adesso. Penso invece che promuovere la ghettizzazione non aiuti nessuno. Andare alla ricerca di chi fa vandalismo, di chi fa rapine, di chi non rispetta le norme che noi ci siamo date nel nostro paese, che devono essere rispettate, lo dico sempre, anche da chi, come me, non le ha votate, o meglio, ha votato contro. Quindi nel momento in cui la norma diventa norma, io ho fatto la battaglia fino all'ultimo emendamento, ho visto che quella norma non piaceva, non rappresentava il nostro programma politico e abbiamo detto no, ma ciò non toglie che quella norma noi la dobbiamo rispettare. E quindi nel momento in cui noi siamo nel nostro paese, sto dicendo delle ovvietà, me ne rendo conto, ma sicuramente noi non la risolveremo facendo le ghettizzazioni etniche nello specifico, perché se facciamo le ghettizzazioni etniche abbiamo veramente perso da subito la partita, perché soprattutto al nord noi ne abbiamo forte necessità di inclusione, di immigrazione, di persone che sono disposte a lasciare il loro paese, e i friulani, magari i triestini un po' meno, ma i friulani sanno benissimo cosa vuol dire lasciare il proprio paese per andare alla ricerca di una stabilità migliore per la propria sopravvivenza. Sono disposti a lasciare il loro paese anche con situazioni e tragitti impervi, dove rischiano anche la loro vita, arrivano nel nostro paese. Noi ne abbiamo bisogno, perché chiunque vada a un ristorante e si affaccia a una cucina sa benissimo che dietro quella porta ci sono moltissime persone che vengono da altri paesi che ci preparano il cibo, e ce lo preparano anche molto bene, e lo preparano con le nostre ricette. Ecco, questo per fare un esempio della ristorazione, ma faccio l'esempio dei cantieri edili, della cantieristica navale che c'è a Monfalcone, di tutte le imprese e l'agricoltura anche. Insomma, dobbiamo fare veramente molta attenzione. Ciò non toglie che le baby gang, non dico che purtroppo ci siano sempre state in alcune realtà, probabilmente la nostra Trieste, il Friuli Venezia Giulia, eravamo in una situazione felice, però abbiamo anche aperto le porte. Noi negli ultimi 30 anni, cioè nei 30 anni diciamo pure che vanno dall'inizio anni 70 fino ai 30 anni successivi, non abbiamo avuto nulla, c'era il deserto, chi veniva a vivere qui nel nostro paese, anzi addirittura se ne andavano. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo avuto l'esploit, soprattutto la città di Trieste, e abbiamo l'altra faccia della medaglia, ovviamente. Questo è uno dei problemi che mi sento di dire alla signora. Come lo risolviamo? Con l'inclusività, dando il giusto, la giusta dimora a queste persone, come l'abbiamo data a tutti quanti, l'ho ricevuta io, l'abbiamo ricevuta tutti, dare il giusto lavoro e trovare quel tessuto connettivo che ci mette in relazione noi con loro. Chiudere la porta non andrà sicuramente a risolvere nulla. Allora, abbiamo una telefonata in linea, però c'è anche il nostro Bernardo Gulotta, che è il peripatetico del venerdì, che credo in via Puschi per un collegamento flash per qualche cosa che concerne Ater.
chiedo a chi è in linea al telefono di avere un po' di pazienza. Vai Bernardo, come dicono quelli più giovani. Buongiorno Umberto, buongiorno alla tua ospite Serena Pellegrino, a tutti i telespettatori. Hai detto giustamente, siamo in via Puschi, per chi non dovesse conoscere la zona è praticamente il rione di Valmaura, a 2 passi dallo Stadio Rocco che si trova alla mia destra. Siamo qui perché ci è stata segnalata più volte da una telespettatrice la situazione del verde di questo comprensorio Ater, che cresce sì rigoglioso ma con evidentemente scarsa manutenzione, a detta dei residenti, della signora che ci chiama molto spesso e che ringrazio per la segnalazione. Abbiamo avuto anche in qualche modo la fortuna di incontrare un altro residente che si trovava proprio all'inizio della strada, che stava proprio sfalciando l'erba e che ci ha proprio confermato quanto abbiamo avuto conto dalla signora che chiama Sveglia Trieste, cioè di questo verde che cresce in maniera molto importante. Anche le piogge di questo periodo hanno contribuito in maniera notevole e che però non è sfalciato a dovere, secondo chi ha inoltrato la segnalazione, anche il signore che abbiamo incontrato poco fa. La sua testimonianza racconta di una necessaria potatura del verde almeno 3 volte all'anno, come da contratto condominiale stipulato, ma che in verità ha fatto praticamente fine maggio, non si è ancora visto nessuno queste 3 volte, quindi o si esauriranno nei prossimi 6 mesi oppure verranno fondamentalmente meno, secondo chi abbiamo incontrato. Un verde pubblico che viene a questo punto preso in carico dagli stessi residenti, ed diciamo che un po' da un punto di vista formale è un po' una sconfitta, perché se il cittadino si deve fare carico di un servizio che in teoria paga e che poi non riesce a godere, possiamo dire che seppur si tratti di verde pubblico, non questione di vita o di morte, ma comunque è una sconfitta ugualmente. Il verde cresce rigoglioso e chi si adopera a tagliarlo lo fa con i mezzi propri. Il vialetto che ora vi facciamo vedere con le immagini di Alessandro Carelli è fondamentalmente libero grazie proprio all'intervento e alla mano dei singoli cittadini che si prendono, come dire, la domenica libera per pulire le vie di accesso per arrivare al portone di casa propria. Adesso voi vedete tutta questa zona con il verde che arriva fino alle auto, era più rigogliosa fino a poco tempo fa, poi come detto la mano degli inquilini ha contribuito a rendere accettabile la situazione, ma la richiesta diciamo anche forte da parte di questi 2 residenti che abbiamo incontrato, o meglio la signora che telefona e quello che abbiamo incontrato poco fa, è quella di spronare l'Ater di fare la sua parte, quindi di intervenire in via Puschi per lo sfalcio dell'erba. Avevamo avuto la segnalazione al telefono, volevamo vederla dal vivo, la situazione la potete verificare voi stessi con le riprese in questo momento. Siamo nella parte diciamo bassa delle palazzine di via Puschi, c'è anche il sentiero che avete visto prima per le scale, ci porta anche a un'altra zona dove il verde è altrettanto rigoglioso e anche in quel caso è un po' al selvatico e quindi cresce per i fatti suoi senza un controllo da parte della mano dell'uomo. È tutto per adesso Umberto, poi ci sposteremo di zona, vi restituisco la linea. Grazie a Bernardo Gulotta, c'è la telefonata che è rimasta in linea, quindi sentiamo. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei e al consigliere Pellegrino. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa diciamo consigliera, va bene. È stata detta d'arte. Io adesso ultimamente vedo questo politicamente corretto. Per me è sbagliato completamente, anche perché certi vocaboli come avvocato ho sentito uno per il Rai nazionale chiamare avvocata, veramente penso che Dante si rivolgi nella tomba. Io ultimamente vedo anche degli spot per televisione, no? Vedo il padre che lava la maglietta nella lavatrice alla bambina che si scappa la maglietta, vedo quell'altro che il bambino fa il rigurgito sul vestito della donna che arriva tutta elegante a casa e questo marito col bambino in braccio glielo consegna, fa il rigurgito, allora lava il vestito e lava e anche glielo stira.
vedo quello che lava per terra con il moccio perché deve fare il coccodrillo. Allora io penso che stiamo un po' esagerando. Io penso veramente che ultimamente le donne con questa storia del patriarcato, guardi, io sono femminista, glielo dico subito, perché ho fatto il mio femminismo sul mio posto di lavoro, nella mia famiglia, e nessuno ha mai fatto i comodi suoi sopra di me, però penso veramente che con questa storia del patriarcato e di nominare tutti i termini al femminile abbiamo castrato un po' gli uomini e questo viene anche a nostro discapito, sotto sotto, pensiamolo bene, viene anche a nostro discapito. Per esempio io non ho mai sentito, signora Pellegrino, parlare ho sempre sentito parlare partigiani. Allora facciamo tutto, non facciamo di tutto un'erba un fascio, facciamo partigiani e partigiane, perché lei lo sa che c'erano tantissime partigiane. Esatto. Non è così che funziona la vita. E come ha detto quella signora che ha telefonato per prima, non è la cosa più importante in questo momento. Grazie. Ok, io devo dire la verità, non vedo niente di male se in alcune pubblicità si vedono degli uomini che puliscono, eccetera, insomma, comunque. Vabbè, questa però anche parecchie mail la stuzzicano Colpa sua però. Certo, perché ha esordito dicendo consigliere Pellegrino. Se l'avesse detto semplicemente, come dice la Crusca, consigliera Pellegrino, ci toglievamo il pensiero e quindi non c'era metà della trasmissione dedicata a questo. Ma a me sta bene anche dedicare questa metà della trasmissione a questo. Dante sì, si ribalterebbe la tomba, perché? Perché non esistevano le consigliere donne, perché non esistevano le musiciste, perché non esistevano le avvocate, perché non esisteva niente di tutto ciò, perché era tutto appannaggio degli esseri umani, uomini, fino a 40-50 anni fa più o meno. E la signora che dice che lei è una femminista che ha fatto le battaglie, io la ringrazio, perché probabilmente se non ci fossero state le sue di battaglie, noi oggi non ricopriremmo determinati ruoli. Chiaro? Questo è il punto. Dopodiché dire signore o signora è perché la signora è sempre esistita, altrimenti diremmo signore maschi tutti, giusto? Benissimo. Quindi nel momento in cui esiste una nuova forma che la donna ricopre quel ruolo, punto, glielo si riconosce. Finisce lì, punto, fine, non c'è nessuna polemica. Tornando invece alla questione delle pubblicità, dove c'è anche questa forzatura per certi aspetti, la signora la chiama una forzatura, ma io non la trovo neanche lì una forzatura. Abbiamo anche dato adesso i giorni nelle leggi, prevede che ci siano dei giorni di paternità, no? Per i genitori, per tutti e due i genitori, non c'è soltanto la maternità, vengono riconosciuti dei giorni di poter stare a casa anche al padre, e io credo che questo sia una cosa corretta, chiaro? Quindi è certo che c'è un'unica cosa che non renderà mai la reale parità di genere, che è quella del parto, è quella di arrivare a essere generatrici. L'unica cosa che realmente ci distingue e che non ci porterà mai all'uguaglianza di genere. Ma il fatto della parità di genere tra uomo e donna è tutta un'altra cosa. Vuol dire che alle donne devono essere riconosciuti gli stessi diritti e le stesse porte di accesso nel ruolo sociale, nella società, che sono sempre stati sostanzialmente di appannaggio maschile. Ma ancora adesso, purtroppo, siccome non è un atto naturale, perché la struttura sociale è stata costruita da menti maschili, le donne fanno un po' di fatica. Io sa come la descrivo di solito questa cosa. La porta di accesso tra il privato e il sociale è fatta a trapezio isoscele rovesciato, no? Quindi le spalle larghe, i fianchi stretti. Non so se vi ricordate, più o meno negli anni 80. I vestiti. Negli anni 80 le donne si Joan erano... Collins in Dynasty.
È vero o no? Si erano inventate questa, cioè alle donne è stata inventata questa nuova forma di vestiario che aveva le spalle larghe, i fianchi stretti e rivedendolo così a decenni di distanza dice ma guarda un po', non è un caso che siano state fatte così, no? Perché? Perché la porta di accesso al sociale è quella e non è certo fatta a violoncello come sono io per esempio, no? E come sono la maggior parte delle donne, tant'è che noi ci stupiamo e diciamo ma quella sembra veramente, non sembra neanche una donna, anzi ha queste caratteristiche così mascoline, no? Soprattutto quelle che hanno un ruolo pubblico. Ma perché? Perché quella struttura sociale è conformata per gli esseri umani, dico io, o meglio per gli uomini. E adesso un po' alla volta stiamo cercando anche con la nostra emissione abbastanza importante, non tanta, perché comunque siamo solo 9 donne in consiglio regionale rispetto a 48 mi pare che siamo, quindi un numero assolutamente ancora lontano da vedere la parità di genere quantomeno nella quantità. Abbiamo la telefonata in linea, sentiamo la telefonata, rispondiamo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno signor Bosazzi. Allora, intanto buongiorno alla sua ospite. Piccola premessa, io voglio solo dire che io dove lavoro fuori Trieste, un direttore di stabilimento donna, le cose funzionano bene, gestito bene ed è molto competente. Quindi ecco, tanto per dire che è un lavoro, il direttore di stabilimento quasi sempre appannaggio degli uomini. Eccolo. Seconda cosa, volevo fare una premessa. Io lavorando in un stabilimento, io persona, ma i miei colleghi, la gente, magari non si percepisce, siamo stufi della politica. Siamo tanti italiani sono stufi della politica, siamo stufi perché veramente è una presa in giro, perché la politica non pensa per i cittadini, signor Bosazzi. Se lei pensa che leggi vengono fatte per il povero cittadino, allora la pensione, l'età della pensione aumenta sempre di più. Va a decidere persone che non fanno lavori di fatica. Quando uno che lavora in fabbrica, lavora in catena di produzione, fa lavori usuranti, ogni anno gli si alza gli anni di pensione. Vorrei vedere quei signori che stanno seduti a Roma lavorare 45 anni della loro vita. Proprio vorrei vedere, ma proprio non per cattiveria, vorrei vedere se loro sarebbero toccati da questo, se farebbero o applicherebbero leggi del genere. In primo. In secondo, quando sentiamo parlare d'Europa, l'Europa è tutta una bella cosa, ma non ci rendiamo conto che l'Italia non può guardare i paesi del nord Europa, noi dobbiamo guardare la Grecia, signor Bosatti, ci rendiamo conto come siamo l'Italia, parliamo di ponte dello stretto, di digitalizzazione, ma se un domani lei andrà in Sicilia, a cosa serve sto ponte quando i collegamenti all'interno della Sicilia sono collegamenti da anteguerra, per andare da Palermo a Catania bisogna cambiare Caltanissetta, viaggiano ancora su binario unico, ha capito le contrapposizioni. Noi vogliamo far vedere che siamo un paese modernissimo, digitalizzazione, quando abbiamo ancora le infrastrutture anteguerra. Eccolo, niente. Grazie signor Bosazzi, grazie per lo spazio, buona giornata anche alla sua ospite. Grazie al telespettatore, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo il discorso proprio per quanto riguarda ancora il tema delle infrastrutture. Sì. Allora, torniamo a parlare di infrastrutture. Mi ricollego, come dicevo prima, a una dichiarazione proprio della consigliera Pellegrino raccolta da Giovanni Tomasina, dove lei sottolinea questo fatto, cioè che in genere quando si parla di infrastrutture nell'immaginario collettivo si pensa alle infrastrutture macro, cioè l'alta velocità, il treno che viene preso, diciamo, o per turismo o per affari, ma si tende un pochettino a mettere in secondo piano chi invece, e questo dipende da tutta una serie di questioni, chi utilizza il treno ogni giorno perché deve recarsi al lavoro, c'è la questione dei pendolari. O gli studenti. O degli studenti, vero. Allora, le chiedo questo, l'Europa
può intervenire in questo senso, può, non dico legiferare perché forse sarebbe troppo, poi non è, no, però voglio dire, determinati buone pratiche, mettiamole così, che in altri paesi europei ci sono, perché basta andare in Francia ha una rete di comunicazioni treno formidabile. Apro e chiudo parentesi, la Resistenza francese puntò moltissimo sulle ferrovie proprio per la capillarità dei collegamenti, ma al di là di questo c'è la possibilità di guardare all'Europa per migliorare anche questo aspetto delle infrastrutture? L'Europa ragiona in termini di macro comunicazione, ma giustamente ci sono i vari corridoi est-ovest, nord-sud e giustamente guarda con una progettazione di grande scala, io dico così, in scala 1 Europa. Poi c'è il Parlamento italiano che dovrebbe ragionare in scala 1 a Italia e che sarebbe già una gran cosa se lo facesse e non lo fa da decenni. E poi c'è la scala territoriale che è quella nostra della regione Friuli Venezia Giulia, che non ha fatto assolutamente o poco, ecco, diciamo che ha fatto poco per quello che riguarda la microinfrastruttura. Io anni fa avevo fatto questa proposta, l'avevo chiamata Metropolitana Italia, quindi ripristinare tutte le piccole tratte delle varie stazioni che erano state messe e costruite nel famoso ventennio. Attenzione, non è stato fatto perché c'era lui, è stato fatto perché tutti lo facevano in quel ventennio, subito dopo la prima guerra mondiale, tra la prima e la seconda guerra mondiale. E tutte quelle stazioncine che noi abbiamo in tutti i nostri paesi, il nostro territorio tra l'altro è molto capillare, l'insediamento umano e non ha grandi centri e poi spazi vuoti, grandi centri e spazi vuoti. Le infrastrutture vanno studiate sempre in forza di come sono gli insediamenti. Allora abbiamo questi tanti e piccoli insediamenti. Se noi facessimo delle infrastrutture, quelle su rotaia, le facessimo diventare come se fosse una sorta di metropolitana, quindi con una cadenza molto ravvicinata, con pochi vagoni, come fosse una metropolitana proprio, che ogni 10 minuti passano 2 vagoni. Faccio solo l'esempio, la città di Roma ha le sue metropolitane e poi tutti sposti in pochissimi minuti da una parte all'altra della città. Poi vabbè, Roma ha la sua peculiarità che dove scavi trovi il mondo, quindi abbiamo una metropolitana ferma ormai non so neanche da quanti anni, però un territorio, faccio l'esempio anche del Carso o dell'Interland di Udine. Se noi mettiamo nel centro del cuore di Udine e facciamo un raggio come Roma, noi abbiamo inglobato una quantità di paesi che anziché portare le automobili dentro il centro della città ogni 10 minuti passano 2 vagoni anche senza conducente, perché ormai abbiamo automotive assolutamente avanzata, e noi potremmo veramente, non dico lasciare a casa le automobili, ma fare quella intermodalità che i miei professori negli anni 90 mi insegnarono, dove tu prendi la tua bicicletta da casa, arrivi in stazione, monti con la tua bicicletta sul treno. Questo l'abbiamo fatto, tant'è vero che gli austriaci arrivano con la loro bicicletta, montano sul trenino e se ne tornano a casa con la bicicletta. Ecco, questa è stata un'operazione fatta bene, solo che non può fermarsi lì, deve proseguire. Ecco, questo io credo che noi potremmo farlo con le infrastrutture che abbiamo, senza dover fare chissà che miracoli, forse il potenziamento di rimessa così di qualcuna che è stata dismessa, e cambieremmo, ma la quotidianità dei nostri cittadini. Siamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Ecco, volevo dire alla signora che, tanto che ha parlato molto di femminismo, volevo sapere la sua posizione sulle donne musulmane, che vedo che invece che
specialmente le sinistre, difendere queste disgraziate che hanno delle vessazioni nei riguardi degli uomini, le stanno difendendo, cioè stanno difendendo i musulmani a riguardo le donne. Ecco, volevo sapere che idea ha la signora, dato che ho sentito molto femminismo nei suoi racconti, volevo sapere che idea ha lei della difesa delle donne musulmane nei riguardi degli uomini qui in Italia. Grazie e buongiorno. Che idea ho? Ma allora, quella è la loro tradizione e che deve essere comunque rispettata. Io penso che la donna musulmana debba fare un percorso importante, se lo desidera, perché non è obbligatorio farlo. Noi donne occidentali l'abbiamo desiderato fortemente, ci siamo battute in tutti i modi, le nostre mamme, le nostre zie, le nostre sorelle più grandi, insomma abbiamo fatto un lavoro enorme, con una fatica strepitosa, sgomitando, prendendole anche così direttamente con un frontale. Queste donne, uno, bisogna vedere se lo desiderano. Dare a loro tutte le possibilità di poterlo fare, e senz'altro il problema del maschilismo forte e del patriarcato forte nella loro società esiste. Possiamo fare degli esempi. In Afghanistan, per esempio, avevano avuto un'evoluzione incredibile prima del ritorno dei talebani. Le donne si erano iperemancipate, erano sostanzialmente arrivate come noi, ma non solo, ci sono tantissimi altri paesi arabi dove c'è stata l'emancipazione, ed è questo quello che volevo dire prima quando ho detto che si sta un attimo a tornare indietro, cioè arrivare a conquistare queste fette di società. Abbiamo impiegato decenni, tornare indietro si impiega un minuto. Ecco, su queste donne qui io mi sento di dare intanto tutta la solidarietà qualora una donna dovesse essere costretta, una di queste donne dovesse essere costretta a stare in quella condizione. E ci sono sicuramente alcune, come la signora di prima, che ha espresso in maniera molto chiara. Lei ha detto: nella mia casa mi sembra così assurdo fare che gli uomini facciano le stesse cose che sono storicamente, tradizionalmente destinate alle donne. Faccio un esempio, ma banale. Io come moglie dico: scusa, mi dai una mano a fare questo? Allora, mio marito non dirà mai: Serena, mi dai una mano ad asciugare i piatti? No, non lo fa. Perché? Perché comunque è appannaggio, no? Sembra quasi che tutto questo sia appannaggio storico della donna in una famiglia e che ti sta facendo un favore a darti una mano. Ecco, io credo che questo dobbiamo rovesciare un po' questa mentalità e dire: ci siamo tutti. Lo fai tu, lo faccio io? Anzi, sarebbe bello se uno togliesse il lavoro all'altro, no? In una famiglia. Questo sarebbe la cosa, il sogno. Credo che questo non accadrà ancora mai, finché purtroppo ci sono delle donne che ritengono che la casa sia il loro reame, nessuno può toccare nulla ed è mio e basta. Poi ognuno a casa propria fa quello che desidera. Certo, esattamente come per queste donne, ognuno a casa loro fa quello che desidera. Altra cosa è invece il non riconoscimento facciale, che queste donne, ovviamente, che la loro tradizione le obbliga. Là però come si... Questo è ovviamente molto complicato, ma vi ricordate che noi per quasi 3 anni siamo andati così senza riconoscimento facciale, anzi addirittura c'erano alcune persone che ti avevano conosciuto con la mascherina, poi ti vedono senza e dicono: oh, ma sai che non ti riconoscevo. Temo che di questo parleremo anche con il prossimo ospite, fra l'altro, ma questo, come dice, è un altro discorso. Chi è il prossimo ospite? Ugo Rossi. Ah, va bene. Allora, c'è un'altra telefonata, buongiorno. Voi e anche adesso ospite, sono Fulvio. Buongiorno. Buongiorno, ho già avuto occasione di parlare con la consigliera
E voglio sempre ricordare gli allegati del Trattato di pace che istituiscono il territorio libero di Trieste e diventa legge della Repubblica Italiana, prima come legge precostituzionale 1430, poi ripresa con la 3054 del 52. Ed è chiaro che in base a legge e alla Costituzione, primo comma dell'articolo 10, tutto quanto sta succedendo qua nel nostro territorio è illegale. A vedere anche cosa sta succedendo nel Portofranco Nord, detto Porto Vecchio. La legge, soprattutto a parte la 190 del 2014, che viene ripresa chiaramente con la 205 del 2017, dice chiaramente cosa si può fare in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio. Però la 205 richiama anche il trattato di pace, tra l'altro. Allora, nessuno che dice qualcosa. Sembra che ci sia un'omertà a livello dei peggiori paesi del sud Italia, il più bel paese del mondo, purtroppo però con una pietra al piede che è quella delle mafie, che pesa su tutto. Che abbiamo anche qui. Ok, è chiaro, ormai sono concetti che vengono ripetuti con una certa quotidianità, li conosciamo. Se vuole intervenire... Vabbè, ma ho già risposto al suo ascoltatore, mi fa sempre piacere comunque riascoltare tutta la... Perché viene qua una volta ogni tanto. Allora, andiamo a una mail, dice: io penso che tutti gli usi e i costumi musulmani che contrastano con le nostre leggi debbano essere severamente vietati, quindi no poligamia, no volto coperto, no maltrattamenti, no donne segregate, no preghiere in piazza, men che meno all'università, si riferisce a quanto accaduto a Torino, no inneggiare ad Hamas, che fra l'altro non è che inneggiare ad Hamas è un uso e costume musulmano, specifichiamolo insomma, perché qui dopo delle volte si fa anche un po' tutto... Un po' di confusione. Un po' di confusione. Comunque, insomma, il tono della mail della signora Maria Grazia comunque è abbastanza tranquillo, per cui insomma la rimprovero solo di questo. Prego. Sì, condivido tutto, tranne quell'ultimo pezzettino in cui dice no preghiera in piazza. Qualche giorno fa, questo fine settimana, io ero in Salento per motivi di famiglia e passeggiavo, camminavo insomma nel cuore di uno dei comuni insomma, che mi ha dato origine, e davanti è passata una signora davanti a una chiesa e si è passata proprio davanti, di fronte, si è fatta il segno della croce, ha fatto un bacio, così come si usa fare, tra l'altro poi una cosa abbastanza non consueta da vedere qui, nella regione dove viviamo, e devo dire che, lo dico da cristiana, insomma, professante, mi ha fatto piacere vedere questo gesto di questa persona che camminava per strada e che davanti al portone di una chiesa, tra l'altro in questo paese di chiese ce ne sono tantissime, si chiama Galatone questo paese, ha tantissime chiese, e quindi probabilmente questa signora ogni volta che passa davanti, ma con garbo, così, ha fatto. Io penso che non faccia male a nessuno vedere una persona pregare. Ecco, io penso invece che sia peggio vedere le persone che litigano, no? Alle volte magari ci si mette lì, si vedono due persone che litigano e si guarda, ed è una cosa interessante guardare due persone che litigano. Ecco, per tutto il resto che ha detto la signora lo condivido pienamente, ovviamente. Senta, ha seguito il caso di Martina Oppelli? Sì. Che cosa... Io non le chiedo, perché secondo me là non è tanto questione di essere o meno d'accordo, quella è una scelta che deve essere rispettata, come devono essere rispettate tutte le scelte personali, a maggior ragione in caso di un problema serio come quello che con tutta probabilità chi non passa attraverso certi
certe prove non può nemmeno immaginare, quindi è inutile. Però, mettiamola così, che cosa ci racconta questa vicenda? E come dice lei, non possiamo saperlo, perché non ne abbiamo contezza personale, però chi legifera non ha contezza personale di tutto. Si deve legiferare anche in forza di una morale, in forza anche di una richiesta collettiva e anche di quanto si è modificata la nostra società. E questa richiesta anche a me ha fatto venire i brividi, perché vedere questa bellissima ragazza che con una lucidità incredibile chiede di poter procedere verso l'atto letale, capitolo finale della sua esistenza. E non ha coraggio di buttarsi dalla finestra, per esempio. Uno potrebbe andare in farmacia, si prende il pacchetto di barbiturici, si butta dentro. Quanti l'hanno fatto? Quanti conoscenti abbiamo che l'hanno fatto? Si sono attaccati la corda e si sono impiccati. E il suicidio per la Chiesa Cattolica non era ammesso, no? Perché tu hai danneggiato il corpo che ti è stato dato in dono, la tua anima, eccetera. Su questa linea della Chiesa che non ammette il suicidio, eccetera, c'è buona parte dei legislatori che continuano a tenersi ancorati a questa tradizione. Ma io penso che come quando vado dal parrucchiere gli chiedo un taglio di capelli così come desidero io, adesso è chiaro che sto facendo il ragionamento, ma non l'ho fatto io questa metafora, l'ha fatta il medico De Monte. Dice, come vado dal parrucchiere, mi taglio i capelli e se non me li ha tagliati come io ho chiesto posso anche denunciarlo, non vedo per quale motivo non posso decidere sull'ultimo capitolo della mia vita come desidero io. Abbiamo fatto tanti passi avanti in questa direzione, perché comunque ci sono le cure palliative, c'è anche da dire che la nostra società ci ha portato a avere una vita molto più lunga, perché la sanità negli ultimi 30 anni è stata una sanità che ha dato un servizio importante, quindi ci ha permesso la farmacologia di vivere più a lungo, le cure, non soltanto quelle mediche ci hanno aiutato, ma anche le chirurgiche, insomma. Io ho avuto una peritonite a 10 anni, probabilmente senza la chirurgia sarei morta. Sì. E invece sono ancora qua a raccontarla. Ecco, abbiamo avuto tantissimo, tantissimo. E anche in questo modo noi ci troviamo probabilmente anche a mantenere uno stato di vita che alle volte non è sostenibile. Io non dico che si debba legiferare in maniera tale che tutti quanti... Sì, perché ma semplicemente come per la legge sull'aborto, se io non sono una abortista, non abortirò mai, anche se c'è la legge. È giusto? Sì. Perché decido che io non voglio arrivare a quell'atto. Ma se una donna decide di farlo, tu gli devi dare la possibilità di farlo, anche perché altrimenti la storia insegna, va alla ricerca illegale. Certo. E invece noi dobbiamo generare un percorso legale e tutelare anche questa persona. Qual è la mia preoccupazione? Questo lo dico qua in diretta, l'ho anche detto in aula discutendo proprio su questo argomento. La mia preoccupazione è che stiamo talmente togliendo pezzi alla sanità che ci ha portato ad essere così come siamo adesso, che non vorrei che ci trovassimo facendo salti indietro, che una bambina di 10 anni che ha la peritonite rischia di non essere salvata come sono stata salvata io. Perché? Perché magari abbiamo chiuso gli ospedali, perché non abbiamo dato i servizi puntuali, abbiamo tolto tutti i servizi, perché attenzione,
Il pubblico e la sanità pubblica dà servizi, ti prende in carico e ti porta avanti per tutto quello che è in grado ovviamente di fare. Se noi togliamo servizi pubblici e li destiniamo al privato, il privato non dà servizio, dà prestazioni come un libero professionista. La stessa maniera, io sono architetto, vieni da me, ti faccio la casa, via, chiusa. Forse magari sono un po' più attenta, perché se il prossimo giro mi torni a chiamare e ti tengo monitorata la tua casa, va bene? Ma tendenzialmente la prestazione privata è una prestazione, lo dice la parola stessa. La mia preoccupazione sta lì, che noi stiamo facendo grossi passi indietro dalla riforma Anselmi, che non è mai stata totalmente attuata. Tanti passi indietro, che purtroppo ci saranno sempre più persone che non saranno in grado di curarsi, che si troveranno in una condizione estrema e che chiederanno di essere accompagnati all'ultimo capitolo della loro vita. Ecco, anziché occuparci di questo ultimo chilometro in questa maniera così accanita, come se noi fossimo dei persecutori, perché alla fine chi non vuole legiferare in questo senso è come un persecutore, vuoi che tu vuoi che questa persona resti in sofferenza per quanto ancora? E invece occupiamoci del fatto che si possa arrivare fino all'ultimo capitolo della propria vita nella maniera più lineare e migliore possibile, facendo quello che stiamo facendo adesso, non solo in Regione Friuli Venezia Giulia, perché come dicevo prima, la settimana scorsa, questo fine settimana ero in Salento, che è a conduzione centro-sinistra, purtroppo Partito Democratico, stanno chiudendo gli ospedali e i reparti anche lì. Perché? Perché la direttiva nazionale è quella di arrivare a fare il 60% pubblico e il 40% privato, come in Lombardia, che poi ci siamo trovati nel momento della crisi vera. Guarda caso, le due regioni che sono andate in default per il servizio sul Covid sono state proprio la Lombardia e il Veneto. Guarda caso, il resto d'Italia non ha avuto i problemi che hanno avuto quelle due regioni. Rapidamente, chi è in linea una domanda, così riusciamo a rispondere entro le 9. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Posso intervenire? Sì, sia rapido per cortesia. Sì. Buongiorno a lei e alla sua ospite. Ho sentito un decalogo di buone intenzioni, che però naturalmente fanno parte del mondo dei sogni. Allora, innanzitutto ho sentito dire dobbiamo aiutare le donne musulmane a emanciparsi. C'è il patriarcato, un sacco di... Le chiese, tutti hanno il diritto di pregare, passano davanti. Andate a vedere una moschea a confronto di una nostra chiesa. Nelle nostre chiese entra chi vuole. La moschea di Via Maiolica sono sbarre, telecamere, inferriate alle porte, sempre un guardiano che sta attento a chi passa e chi va dentro. Se vogliamo chiudere gli occhi possiamo anche chiuderli, ma non è così. Poi, chi ottiene un lavoro a tempo indeterminato musulmano, può chiedere il ricongiungimento familiare. Magari ha un lavoro da 900 euro o 800 euro al mese e si porta moglie, figli, la zia, la cognata, chi vuole, ma non sarà in grado di mantenerle, ci dovremo pensare noi. Non solo, sul territorio italiano, se un musulmano ha già contratto matrimonio con due donne all'estero, nel paese suo, viene regolarmente registrato come bigamo e quindi lui può fare il bigamo sul territorio italiano. La signora ha sentito parlare dell'Afghanistan, si sarà resa conto che quel passo enorme indietro... Allora, rispondiamo, io chiedo scusa se sono costretto a sfumare, ma se chiedo la cortesia di essere rapidi è per un motivo, perché dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo anche rispondere. Sì, comprendo quello che ha detto il suo ascoltatore. Però la questione della bigamia è uno dei problemi che probabilmente il legislatore italiano dovrà trovare una soluzione anche su quello. È la legge che viene scritta dal Parlamento e troverà una soluzione anche per questo. La bigamia in Italia non esiste. Sul ricongiungimento familiare mi dispiace, ma io sono completamente in disaccordo
completamente. E parto sempre da un piccolo episodio personale. Mio padre era venuto qua in Friuli perché era militare, noi eravamo in Salento, a un certo punto mio padre torna, io ero nata da poco, torna dopo 4 mesi che non lo vedevo e non lo volevo, non lo riconoscevo. E a quel punto mio padre ha fatto armi e bagagli e ha portato su tutta la famiglia. Eravamo in 6, siamo arrivati qui in Friuli, è stato molto complicato trovare casa, non la trovavamo perché una famiglia di 6 persone non la voleva nessuno. A un certo punto mia mamma ha detto, quanti siete in 5? E abbiamo trovato casa. Poi qualche mese dopo hanno scoperto che c'era il 4º figlio e ci hanno spedito. Ecco, questo è un piccolo episodio personale, molto così puntuale, però fa capire tante cose. Anni 70 cos'era? Era sì, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Quindi nemmeno tanto distante. Neanche tanto lontano. Sì, ecco, io credo che quel ricongiungimento familiare, io ringrazio mio padre che ha avuto quella capacità così immediata di portarsi via tutta la famiglia. Allora io ringrazio la consigliera Pellegrino, Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie. Adesso andiamo in pubblicità e poi sarà con noi, credo, collegato il consigliere comunale Ugo Rossi, che lui invece sì, è candidato alle europee. Allora, eccoci pronti per la seconda parte, diciamo così, di Sveglia Trieste, quantomeno la seconda parte con ospite. È collegato con noi Ugo Rossi, che è candidato, che è consigliere comunale, ma candidato alle elezioni europee per la lista Libertà. Buongiorno Rossi, grazie per essere appunto in nostra... Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, prima di... poi ho visto che Bernardo Gulotta sta già confabulando o con qualche fante o con qualche bersagliere, per cui dopo ci collegheremo. Intanto, Rossi, spieghiamo giusto un attimo che cos'è Libertà. Libertà è un gruppo di una ventina, 19 liste in pratica. Sì, 18 gruppi. Okay. Era l'unico modo per poter praticamente partecipare a queste elezioni europee, visto il taglio delle firme, diciamo il taglio delle esenzioni estere compiuto da Fratelli d'Italia con un emendamento a 1 mese e mezzo dal voto e poi l'impossibilità di raccogliere queste 150.000 firme. E abbiamo accolto l'appello di Cateno De Luca, che era l'unica lista alternativa ai partiti tradizionali che aveva l'esenzione, avendo ottenuto 2 seggi all'uninominale di Messina alle ultime politiche. Aperto al fronte antisistema, tanti gruppi come Insieme Liberi, Sovranità, Vita di Saracugna, il Movimento per l'Italia Exit e altri abbiamo accolto l'appello, ci siamo uniti sotto questo simbolo composito di libertà e niente, quindi è un'unione di più gruppi che lottano insieme per la libertà e per cambiare le cose. Nel caso vostro c'è come posso dire, un evidente superamento delle distinzioni destra, sinistra, Partito Popolare Europeo, Partito Socialista Europeo, questo è evidente. Voi siete, non dico antisistema perché sarebbe forse troppo sbrigativo e troppo vago come definizione, però ecco, certamente non siete allineati, ecco, diciamo così. Assolutamente, io personalmente sono per uscire dall'Unione Europea, dall'euro, così Insieme Liberi e le anime più sovraniste della lista Libertà, che abbiamo trovato dei punti in comune, in un manifesto comune con altri gruppi in realtà, che comunque iniziano a essere euroscettiche come noi, quindi sicuramente andiamo oltre, diciamo, questa continua divisione destra e sinistra, che poi vediamo che fanno le stesse cose, magari poi si dividono come in Consiglio Comunale su ancora questioni del passato, dove perdono ore e ore del Consiglio Comunale a dirsi fascista, antifascista, ma poi nel concreto privatizzano e fanno gli interessi dell'elite di potere che governa il mondo e che li finanzia. Come vediamo anche in questa campagna elettorale europea, c'è la mano di Soros che finanzia candidati del PD per poi portare avanti determinate agende. Ieri ho avuto
ad esempio a Silea un confronto invece con candidati dell'area di destra, ma mi sembra di sentir parlare quelli del PD, cioè sono tutti europeisti ormai. E queste elezioni europee, tra l'altro, stando alle dichiarazioni di alcuni esponenti come la Bonino, occorre eleggere più europeisti possibile perché vogliono arrivare agli Stati Uniti d'Europa, tant'è che si sono presentati con una lista che si chiama Stati Uniti d'Europa. C'è la Moretti del PD che dice che queste elezioni dell'8 e 9 giugno saranno fondamentali per una costituente europea per arrivare all'esercito comune, quindi questi vogliono superare definitivamente la Repubblica. Per noi è un atto eversivo, tant'è che Insieme Liberi, Sovranità, Vita, Noi Agricoltori, Movimento per l'Italexit, altri gruppi stiamo depositando nelle procure, nei comandi di polizia, di carabinieri in tutta Italia una denuncia nei confronti degli Stati Uniti d'Europa, perché per noi è una lista eversiva che non dovrebbe nemmeno partecipare a queste elezioni europee e bisognerebbe attuare la legge Scelba contro di essa, perché vogliono il superamento della Repubblica e in violazione dei principi costituzionali. Quindi questo è l'obiettivo. Noi invece lavoriamo per eleggere più anti-europeisti possibile e fare un po' quello che fece Farage qualche anno fa, quindi creare un gruppo anti-UE, anti-euro, che poi possa in qualche modo creare quella massa critica nazionale che nel giro di qualche anno ci faccia diventare maggioranza politica di governo a livello italiano e finalmente liberarci da questa gabbia europea che ci sta portando alla morte come paese ogni giorno di più. È difficile, Rossi, come dire, lei dice l'alternativa, mettiamola così, chiedo scusa se generalizzo, che noi proponiamo è quella di uscire da questa Europa quantomeno. È impossibile cambiarla questa Europa? Guarda, io facevo parte del Movimento 5 Stelle qualche anno fa, dal 2013 fino poi all'espulsione attuata da Di Maio. Il Movimento 5 Stelle come la Lega avevano un impegno col popolo di portare avanti l'uscita dall'Unione Europea, dall'euro. Poi a un certo punto hanno tradito e hanno virato dicendo riformiamo questa Europa. Abbiamo visto che questa Europa è riformabile, ma proprio perché è marcia alla radice, alle proprie fondamenta, lo dico proprio da ingegnere, cioè una casa con delle fondamenta marce va battuta e ricostruita meglio eventualmente, perché è proprio stata costruita con delle strutture di potere. Abbiamo le lobby a Bruxelles che hanno gli uffici, abbiamo una Commissione europea che non è eletta da nessuno ma è scelta dai governi, quindi un'elezione di terzo grado che impone poi tutta l'azione legislativa al Parlamento europeo, che di fatto può soltanto eventualmente bloccare queste direttive, non ha potere legislativo. Quindi abbiamo visto che questa Europa è riformabile, altrimenti ci sarebbero già riusciti gli europeisti convinti o quelli che devono cambiarla in tutti questi anni, non ci sono riusciti, anzi si va di male in peggio. Quindi l'unico modo è lavorare per l'uscita. Ecco, questo è il nostro obiettivo e tutti i mali anche economici derivano da quella scelta di entrare soprattutto nell'Eurozona compiuta dal governo Prodi e poi sostenuta anche dai governi di centrodestra successivamente. Da lì mi ricordo, ero piccolo, vedevo la TV Prodi che annunciava che avremmo lavorato 2 giorni in meno, guadagnato per 2 giorni in più. Ad oggi non bastano 2 stipendi per portare avanti una famiglia, il paese è la fame, ci sono 6 milioni di poveri in Italia, è impossibile fare impresa, è impossibile tenere aperta una partita IVA, tant'è che io dopo 4 anni di partita IVA da ingegnere, a parte la bolla del 110, cioè ti viene voglia veramente di chiudere e scappare, come stanno facendo tanti medici che vanno a lavorare a 20.000 euro al mese a Dubai. Questo paese è morto e per stessa missione di Prodi, quando uno in TV qualche anno fa, come fece alla 7, annunciò che dichiarò che per entrare nell'euro abbiamo svalutato del 600% la lira rispetto al marco tedesco, è chiaro che c'è stato un golpe orchestrato da questi personaggi, da Letta, Monti, che sono tutti personaggi che poi partecipano a club segreti come il Club Bilderberg, alla Commissione Trilaterale, vanno al World Economic Forum, anche i stessi colleghi giornalisti, no? Ricordo la Gruber che è stata dal Bilderberg, cioè assurdo
come poi questi qua vengono scelti con anni in anticipo e poi messi nei ruoli di comando. Il loro obiettivo adesso è arrivare al superamento definitivo agli Stati Uniti d'Europa e noi dobbiamo assolutamente fermarli, quindi dobbiamo eleggere più anti-europeisti possibile. Allora, ci colleghiamo un attimo con Bernardo Gulotta, che è con il consigliere Altin, poi dopo andremo probabilmente, credo, in pubblicità e poi Rossi potrà intervenire anche sulla questione che solleverà Altin. Linea a Bernardo Gulotta che sta in Piazza Unità. Sì, buongiorno Umberto, buongiorno al consigliere Rossi, di nuovo a tutti i telespettatori. Buongiorno. Saremo brevi, siamo in compagnia del capogruppo della lista russo, appunto Franco Paolo Altin, che ci voleva manifestare la sua perplessità riguardo a quello che sarà probabilmente nelle prossime settimane, forse nelle prossime giornate, l'avvio del senso unico per quanto riguarda via San Michele. Mi rendo conto, Umberto, che cambiamo argomento rispetto a quanto stavate parlando poco fa. La linea 24 che percorrerà fondamentalmente il tratto a senso unico in discesa. Se ne era parlato Altin già da tempo di questo progetto, ora sembra, anche se mi pare di ufficiale non c'è ancora niente, ma sembra che si sta predisponendo tutto affinché si possa partire. Sì, come al solito le cose si sanno quando ormai sono fatte e poi è difficile tornare indietro. Ad ogni modo ci pare di capire che questa sia la direzione, il senso unico in discesa. Quello che evidenziamo è che comunque questa soluzione magari sperimentale metterà in difficoltà certamente le persone anziane, le persone con fragilità, con difficoltà a muoversi, che utilizzavano l'autobus per risalire via San Michele, cioè per fare quel tratto più complicato, più faticoso, e poi che il senso unico in discesa probabilmente farà sentire molti automobilisti e motociclisti autorizzati a elevare la loro velocità, quindi crediamo possa essere un elemento di pericolosità, quindi la nostra attenzione va a queste persone che utilizzavano il servizio sino ad oggi e alla sicurezza della strada, perché un intervento, se si deve fare, deve essere un intervento organico e deve riguardare sicurezza, pedonalità e tutela delle persone che utilizzano il servizio pubblico. Grazie al capogruppo della lista russo, appunto Franco Paolo Altin, vi restituisco la linea. Grazie a Bernardo Gulotta. Allora abbiamo una telefonata in linea, ma incombe la pubblicità. Sentiamo se chi è in linea preferisce aspettare o magari se è rapido, così rispondiamo tutto quanto dopo. Buongiorno. Buongiorno, io posso anche, non sarò tanto rapida perché ho parecchie cose da dire, quindi ditemi voi, casomai io aspetto la pubblicità e parlo dopo, perché magari mi sfugge qualcosa e poi mi pento che non ho detto. Benissimo, Okay? Non è che dopo deve essere troppo lunga, cioè anche poi sia ugualmente rapida, ma insomma aspettiamo la pubblicità e poi ci sentiamo dopo. Rimanga in linea. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia di Ugo Rossi, candidato alle elezioni europee per Libertà e consigliere comunale. Abbiamo però in linea una telespettatrice che cortesemente ha atteso, per cui cediamogli la linea stessa. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto ringrazio Bernardo Gulotta che è venuto a vedere qua il verde di Via Puschi dove abito io, dove ho fatto diverse segnalazioni e finalmente ha visto coi suoi occhi e questo ringrazio. Poi sarò breve e dico, io mi chiedo, e chiedo a me stessa, senza mettere in mezzo nessuno, gli italiani si accorgono di chi siamo governati? Si accorgono di cosa sta succedendo in Italia? Si accorgono che l'Europa vuole affossarci e vuole assolutamente imporci cose assurde? Partiamo dal Green Pass, poi partiamo dalle case green, partiamo dalla transizione, dal cambio climatico, dove per me non vengono fatte le pulizie bene dei tombini e tutto il resto. Cioè, tutte queste leggi assurde, la gente poi vota, tanti che hanno votato la Meloni, e lo dico perché ho parlato con le persone, si lamentano. Io chiedo, si rendono conto delle pensioni che abbiamo? E io parlo purtroppo da pensionata di mio marito che è morto giovane e quindi ho la minima, gli stipendi, che non si trova lavoro, dicono che c'è un aumento di lavoro. Beh, io ho degli amici che hanno mandato più di 200 curriculum dappertutto, anche amici laureati che non trovano lavoro da nessuna parte, chiedono esperienze anche per far pulizia, che a me sembra una cosa assurda. Poi tutto il resto, non so se la gente che va a votare si rende conto, io sono d'accordo con l'ingegnere, mi sembra sia Rossi,
perché sta mettendo davanti la realtà dei fatti, perché questi sono fatti, non sono cose inventate o campate in aria, perché anch'io che seguo un po' ho visto che tutto quello che dice è vero e reale, e me ne sono accorta anche un po' da subito, diciamo, perché non è che bisogna essere dei geni per capire dove vogliono portarci. Io chiedo alle persone, anche quelle che ascoltano, se si rendono conto, quelli che hanno votato finora, destra, sinistra, cose del genere, dove stiamo arrivando. Io penso che se la gente non si sveglia un po' e non cambia un po' direzione, dando fiducia magari a qualcun altro, e parlo anche di lui o di quelli che sono contro questo sistema corrotto, non andremo a finire, faremo una brutta fine. Ecco, questa è una mia opinione personale che volevo sentiste voi, e poi voglio anche naturalmente se ha da dire qualcosa l'ingegnere Rossi, perché penso che la gente sia addormentata purtroppo. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie alla telespettatrice. Integro allora giusto un attimo quello che ha detto la telespettatrice, perché oggettivamente è ben vero che determinate prese di posizione da parte dell'Unione Europea, come per esempio quella delle case green e come per esempio anche quella sulle auto elettriche, insomma per certi versi sembrano quasi fatte apposta per stabilire una distanza che alcuni potrebbero definire persino incolmabile fra l'istituzione Europa e quelle che poi sono le realtà dei singoli paesi. Quella delle case green è abbastanza enorme, per dire la verità. Quella delle questioni delle case green, assolutamente sì, cioè l'Italia poi tra l'altro è un popolo che ha un sacco di case di proprietà, cioè siamo un popolo di risparmiatori, mentre all'estero la gran parte del patrimonio immobiliare è di fondi privati, la gran parte degli stati sono di fatto in affitto, cioè delle delle famiglie sono in affitto, quindi questa direttiva green va a penalizzare completamente noi italiani. Il discorso poi del green, io sono anche esperto, sono un tecnico certificatore casa clima e poi ho fatto tutta una serie di specializzazioni nella riqualificazione degli edifici, nelle energie rinnovabili, quindi diciamo, posso dare anche un parere dal punto di vista tecnico, ma ho denunciato anche più volte in consiglio comunale, in commissione, ovunque posso, che anche questa emergenza climatica non è reale. Lo dico da persona che fino a qualche anno fa un minimo ci credeva nel discorso cambiamento climatico, antropico, CO2, ma perché proprio nelle scuole, come adesso stanno facendo il lavaggio del cervello con l'ideologia gender ai nostri giovani, era partita questo terrore climatico, tant'è che ci facciano fare i temi, le cose, Al Gore scriveva libri che ho anche letto, ma poi la realtà è un'altra, la realtà è quella lì che il medico senatore Rubbia e tanti altri, scusate, il Nobel per la fisica senatore Rubbia e tanti altri fisici di fama mondiale hanno denunciato, cioè il fatto che è un cambiamento climatico naturale questo. Il problema non sono le emissioni di CO2, anche perché se andiamo a vedere le emissioni di CO2, l'Italia incide nel mondo dello 0,8%, l'Europa mi pare del 3%, cioè la gran parte delle emissioni mondiali la fanno Cina, Stati Uniti d'America e India, il 60-70%, quindi noi possiamo anche castrare tutta l'economia, l'industria italiana sul discorso delle emissioni di CO2, ma di fatto poi portando la produzione all'estero, in paesi dove non ci sono diritti, non ci sono normative sull'ambiente, eccetera, non porta a nulla tutto questo. Per quanto riguarda poi le case green abbiamo un altro tipo di problema, perché la normativa italiana, a parte quella diciamo sulla certificazione casa clima che va a lavorare sull'involucro, quindi a ridurre le dispersioni energetiche, quella nazionale di fatto, perché adesso entro il 2032 addirittura vogliono far sparire con questa direttiva green il discorso della caldaia a metano, portare tutto a elettrico, non soltanto le auto, che anche quella è un'altra truffa ecologica, ma vogliono portare proprio il riscaldamento delle case in elettrico, e quindi abolendo la caldaia a metano, che anche questa è una follia. Noi abbiamo una rete di metanodotto che è radicata in tutto il territorio italiano, potrebbe essere sfruttata anche come la SNAM ha già sperimentato in
nel Salento, mi pare, aspetta, dove era? In Campania hanno fatto una sperimentazione per additivare il metano con l'idrogeno, che l'idrogeno è un vettore che possiamo utilizzare per praticamente incamerare energia rinnovabile in eccesso, perché il problema delle rinnovabili è che non hai, diciamo, una produzione continua, hai dei picchi durante la giornata in base ai momenti, l'eolico in base ai venti, quello fotovoltaico in base ai picchi di produzione che solitamente sono nelle ore più calde della giornata, quando c'è la minore richiesta. Quindi non può essere tutto rinnovabile, il rinnovabile ha dei limiti sia in termini di densità di energia, cioè quello che è contenuto in una goccia di metano o di petrolio lo riesce a ottenere magari con i campi fotovoltaici, anche lì depopolamento del territorio come sta accadendo con l'agrivoltaico, che è una cosa folle. Ecco, quindi stiamo attenti dove stiamo andando, perché questa, diciamo, ideologia anche green di fatto sta creando ulteriori danni al pianeta. Basta pensare all'auto elettrica o comunque alla produzione di queste tecnologie, hanno dei costi ecologici importanti, creano anche conflitti nel mondo. In Congo ci sono i bambini che muoiono nelle miniere per estrarre il coltan, il cobalto utile alla tecnologia, o le miniere di litio. Le principali miniere di litio al mondo sono in Bolivia, in Afghanistan, e così capirete anche perché è stata fatta la guerra in Afghanistan, l'interesse degli americani in Afghanistan. Io a casa ho un dossier che mi ha dato il mio professore di tecnologie chimiche speciali, in cui proprio faceva vedere, in questo dossier si vede gli speologi, che sono i militari americani che andavano a cercare le miniere di litio. Poi abbiamo anche una grossa miniera di litio vicino a noi in Serbia, dove i cittadini stanno lottando già da diverso tempo per fermare l'interesse di questa multinazionale che vorrebbe sfruttare quel giacimento. Ma estrarre litio, coltan, cobalto, cioè distrugge l'ambiente molto più del petrolio. Quindi stiamo andando verso una deriva folle, ben peggio di prima. Quindi dovremmo un attimo fermarci e capire che intanto bisognerebbe parlare con delle competenze e non con slogan o questo terrore climatico, che di fatto è un cambiamento climatico naturale. Basta vedere, come ha fatto vedere anche Rubbia in una bellissima conferenza a Rossetti qualche anno fa, che di fatto ci sono delle fasi geologiche della Terra e climatiche in cui c'è un cambiamento climatico naturale, dove c'è un riscaldamento e una glaciazione che si alternano, ecco. Quindi noi siamo in questa fase di riscaldamento. La interrompo un attimo, Rossi, perché ci chiede ancora la linea Gulotta da Piazza Unità, perché c'è una manifestazione sindacale per le poste, e poi vediamo un po' come districarci con un'altra cosa, con l'arrivo della bandiera per il raduno dei Fanti. A te, Bernardo. Sì, Umberto, grazie, saremo molto rapidi. Siamo in compagnia del segretario regionale della CISL SLP Parziale, che ci racconta il perché questo presidio della vostra sigla sindacale sotto la prefettura, anticipiamo, riguarda la privatizzazione delle poste. Assolutamente sì, è un percorso unitario che abbiamo iniziato insieme a tutte le altre sigle presenti in Poste Italiane, un percorso che abbiamo iniziato per scongiurare una sciagurata ipotesi di privatizzazione della più grande azienda di servizi del Paese. E noi ovviamente siamo fortemente contrari, perché a rischio sono i servizi sociali che Poste Italiane appunto eroga alla cittadinanza, alle comunità, ai territori, anche quelli più remoti, e soprattutto a rischio anche l'occupazione dell'azienda, che ricordiamo è il più grande datore di lavoro d'Italia. Bene, questa è l'anticipazione, perché poi la manifestazione avrà luogo, diciamo, in via ufficiale a partire dalle 10. Ringrazio intanto il segretario CISL, poi magari noi torneremo, anche perché è previsto una partecipazione più massiccia rispetto a quella attuale. Umberto, prego. Solo, guarda, devo fare l'avvocato del diavolo. Puoi chiedere al tuo ospite se è previsto, per esempio, che le raccomandate vengano consegnate nuovamente a casa e non si limitino a lasciare gli avvisi di giacenza, perché questo è un problema veramente che sta alienando le simpatie delle persone nei confronti dei postini, nei confronti della posta in genere. Sì.
A livello di servizi, mi domandano da studio se ci potrebbe essere una modifica anche riguardo a quella che è la consegna delle raccomandate che oggi vengono lasciate, diciamo, nei condomini con tanto di notifiche e non più consegnate a mano. Questa è una delle dinamiche che più ha, fra virgolette, mi passi il termine, infastidito l'utenza. Beh, c'è di più. L'ipotesi di privatizzazione potrebbe addirittura vedere Poste Italiane non più erogatrice del servizio universale, quindi a rischio non c'è solo la consegna delle raccomandate, ma la consegna della corrispondenza diciamo ordinaria, perché ahimè, essendo un servizio di pubblica utilità, questo servizio appunto comporta dei costi che superano le entrate, di conseguenza un proprietario privato che mira ai profitti difficilmente manterrà questo tipo di servizio. Quindi non solo le raccomandate, ma tutta l'attività di recapito di Poste Italiane è fortemente a rischio, come sono fortemente a rischio i suoi lavoratori. Grazie Parziale, grazie a voi, vi restituisco la linea. Allora, andiamo in pubblicità, chiedo scusa a chi è in linea, ma oggi come sempre le concomitanze sono difficili da gestire. Recupereremo la telefonata dopo la pubblicità, sempre in compagnia di Ugo Rossi, candidato alle elezioni europee per Libertà e consigliere comunale. Allora, rientriamo in studio. In Piazza Unità sta arrivando, credo, questa mega bandiera, il cui srotolamento rappresenta il momento più importante o quantomeno più significativo del primo giorno del raduno dei Fanti. Intanto abbiamo una telefonata per il consigliere e candidato Ugo Rossi. Buongiorno. Pronto? Ancora un tentativo, pronto? No. Allora, chiudiamo. Allora, sul piccolo di quest'oggi, no, consigliere Rossi, c'è questa notizia: non aveva il Green Pass, licenziata e reintegrata, dopo una lunga assenza dal lavoro, il Comune non ricorre. La questione Green Pass, sappiamo benissimo, è stata un suo cavallo di battaglia, non vorrei ridurla così. Ma comunque che cosa ne pensa? Come commenta? Beh, sicuramente mi evoca un brutto periodo per noi, per tutti noi, in cui il popolo italiano è stato ricattato con un'infame tessera verde per poter andare a lavorare, obbligata di fatto, più che obbligata direttamente, a parte alcune categorie sanitari e diciamo gli over 50, di fatto obbligata con un ricatto lavorativo a farsi un vaccino di cui oggi, diciamo, siamo sempre più consapevoli che era di fatto un serogenico sperimentale che sta creando effetti collaterali avversi, malori improvvisi. Cioè ogni giorno sulla cronaca locale leggiamo di morti improvvise, si va a passeggiare ricordo chi firma gli appelli contro i Novax ci ha lasciato la pelle. Quindi la verità sta venendo fuori con sempre più forza, ne eravamo consapevoli perché queste agende, questi piani sono annunciati con anni in anticipo. Bill Gates già nel 2016 parlava di una pandemia che avrebbe scosso la terra e che sono di fatto poi pandemie orchestrate, perché i numeri dicevano altro. Io mi ricordo quando leggevo i bollettini ufficiali, sì, di fatto non era vero nessuna pandemia. Ho fatto l'accesso atti a Trieste del numero di morti degli ultimi 20 anni, sono completamente in linea, quindi non c'è un dato che giustificasse una pandemia a livello di cittadino, ma in generale a livello italiano. Invece ci sono stati dei morti, delle persone di fatto uccise negli ospedali con dei protocolli sbagliati, calati dall'OMS, che è un'organizzazione mondiale della sanità che è privata, in mano a Bill Gates. Quindi tachipirina e vigile attesa sappiamo benissimo che era la cosa più sbagliata da fare, mentre i medici che hanno curato con il discorso Covid come fosse un'influenza normale hanno salvato i propri pazienti, mentre chi entrava negli ospedali veniva sequestrato perché di fatto portava soldi all'azienda sanitaria, no? Ogni giorno di ricovero erano 9.000 euro al mese, e per questo poi si sono anche truccati i dati delle terapie semi-intensive di Palmanova,
dove sono state fatte spacciate le semenze intensive per intensive, in modo da farci entrare in zona arancione, in zona rossa, quando il Friuli Venezia Giulia non doveva entrare, proprio per cavalcare queste continue emergenze, per poi imporre degli obblighi. Ma non è finita qua, perché tra qualche giorno a Ginevra, il 27 maggio, si deciderà sul trattato pandemico, che darà ulteriori poteri all'OMS. Ci vorrà l'unanimità degli stati, quindi sarà difficile da raggiungere, ma i furboni stanno spostando tutte le questioni del trattato pandemico sui regolamenti sanitari, dove basta la maggioranza relativa. Quindi in qualche modo, ecco, questi nuovi regolamenti dovranno passare anche a Bruxelles, dovranno passare nel Parlamento italiano. C'è già stato un decreto del governo Meloni che ha dato via libera a 9 milioni di euro per attivare la piattaforma di Green Pass globale, e quindi c'è chi addirittura annuncia già una nuova futura pandemia il prossimo anno, il virus X lo chiamano, ma anche lì, come fu annunciato il discorso Covid da Bill Gates, è già stata annunciata anche questa ennesima, io la chiamo finta pandemia, perché per me non è mai esistita, è stata una pandemia mediatica fatta col terrore di numeri non veri, con persone che andavano in TV pagate dal sistema per di fatto raccontare una bugia e farla diventare una verità, e la gente, quello che è accaduto in questi anni è veramente vergognoso. Oggi tanti ci stanno lasciando la pelle e sono sempre più convinto che la nostra battaglia per la libertà è stata una battaglia di coerenza, di integrità. Io per primo ho pagato sulla mia pelle, sto pagando. Ricordo che sono stato arrestato in comune per non aver esibito questa tessera infame, quando eventualmente era previsto soltanto una multa, una sanzione, non di certo un arresto coatto. Sono stato tenuto sospeso per 8 mesi dalla carica di consigliere comunale con la legge anticorrotti Severino, come se fossi un mafioso, uno che prende tangenti, come sta succedendo in Liguria. Invece semplicemente ho fatto il mio dovere. In quel momento io avevo firmato un appello, ero un pubblico ufficiale nel pieno delle mie funzioni politiche, sono stato eletto con l'impegno di lottare per la libertà contro queste misure liberticide, e quindi ho fatto quello che dovevo fare, quindi non piegarmi, come hanno fatto altri nella storia, a certe misure liberticide e infami, che di fatto si stanno rivelando delle battaglie giuste, soprattutto oggi, in cui, ripeto, AstraZeneca ritira il proprio siero, ogni giorno giovani ci lasciano le penne, o con malori improvvisi o con effetti collaterali avversi, e per fortuna qualche sentenza come questa che leggiamo oggi porta a giustizia quei lavoratori che hanno deciso di fare la scelta giusta, di non piegarsi, e sono stati poi licenziati in maniera vergognosa e infame, quando se la Costituzione italiana direbbe che la sovranità appartiene al popolo, parla di repubblica fondata sul lavoro, e invece è tutto mancato. Rimane il rammarico e la tristezza per i danni e la divisione sociale e il dolore che hanno portato questi 4 anni, ma non è finita qua, come ho già detto, e quindi sarà fondamentale anche questo voto europeo per portare la nostra battaglia di libertà in quei palazzi in mano alle lobby di potere e gridare la verità, come ho fatto in Consiglio Comunale a Trieste. Lo farò anche lì a Bruxelles se dovessi essere eletto, e mi batterei per fermare ulteriori cessioni di sovranità in campo sanitario, e non solo, a questi potentati in mano a degli oligarchi che governano il mondo. Di fatto il mondo ormai è in mano a fondi speculativi come BlackRock, Vanguard, che gestiscono patrimoni miliardari, a personaggi come Bill Gates che hanno miliardi, cioè sono più potenti a livello economico degli stati. Bisogna assolutamente invertire rotta, e non possiamo continuare a subire tutto ciò. Prima ha fatto vedere le privatizzazioni che continuano, no? I disservizi per la cittadinanza, la questione delle poste. A me mi capita sempre più spesso di trovarmi la posta di
altre persone che devo andare poi io a consegnare a queste persone, viceversa la mia posta me la trovo da altre parti. Da quando ci sono queste esternalizzazioni danno gli appalti a ditte esterne e sarà sempre peggio. Poi le poste, che è un gioiello del nostro paese, come una delle ultime aziende che ancora lo Stato ha il controllo, la stanno svendendo. Perché? Perché di fatto dentro questa gabbia europea, dentro questa schiavitù del debito, questa è la fine che ci faranno fare lentamente. Quindi o ci liberiamo adesso o sarà sempre peggio. Quindi l'appello che faccio ai cittadini: andate a votare, soprattutto quelli che sono stati traditi in questi ultimi anni da Lega e 5 Stelle, perché non andando a votare premierete gli ultra-europeisti, premierete quelle reti clientelari di potere che finanziano la politica, e quindi meno gente andrà a votare, come è successo alle ultime elezioni anche regionali, dove ha votato a malapena il 40-43% dei cittadini, a Trieste addirittura il 37-38%. Di fatto poi non lamentiamoci che governa una maggioranza che in realtà è una minoranza che ha il 50% del 40%, ecco, però con quel 20% di consenso popolare riescono a imporci tutte queste misure liberticide, a privatizzare, a chiudere, a esternalizzare i servizi, come ad esempio anche gli asili nido in città. Mi è arrivata una segnalazione, adesso non ho capito bene quale comune, devo informarmi, qualche giorno fa è stato chiuso un asilo nido perché mancava personale, nonostante c'era la disponibilità degli insegnanti di fare gli straordinari. L'amministrazione comunale ha scelto di chiudere l'asilo, forse vogliono creare apposta il disservizio per giustificare le esternalizzazioni di cui stanno discutendo oggi. Perché non assumiamo personale dipendenti al posto di esternalizzare l'ennesimo servizio pubblico? Ok, ecco. Rossi, la interrompo solo un attimo perché c'è un'altra telefonata, laddove per quello che riguarda certe parti del discorso sul coronavirus, come è ovvio, Rossi sono le opinioni del consigliere Rossi. Ecco, insomma. No, sono fatti, non opinioni. Allora, sono i numeri che parlano. Sentiamo la telefonata in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno. Allora, io sì, sul Covid, sinceramente io ho fatto 3 volte il Covid e 2 vaccini. Qualche dubbio ce l'ho e non piccolo, perché adesso mi ritrovo con delle situazioni strane, molto strane, stranissime, di malessere. Comunque, chiuso il discorso. Volevo dire questo: io sinceramente, se ci sono questi poteri forti, non vedo soluzione. In compenso c'è il partito dei 5 Stelle che comunque chiede il salario minimo, che comunque era favorevole alla sanità e lo è tuttora pubblica, predominante, senza escludere la privata, perché è sempre esistita la privata collaterale, ma è minoranza. Io voterò il partito che mi offre le migliori qualità di vita per quello che può, per quello che possiamo, perché il fatto di andare fuori dall'Europa non si sa poi a che cosa andiamo incontro. So invece che l'articolo 18, per esempio, la garanzia del lavoro offriva un'economia migliore, una vita migliore alle persone, anche una natalità superiore, perché avendo un posto piccoli, sicuri e maledetti, come diceva mio papà, si può fare un piccolo progetto e anche mettere al mondo 1 o 2 figli. Adesso come adesso siamo allo sbando totale, specialmente i giovani. Io sono fortunata perché sono già anziana e quindi la pensione è stata calcolata bene, io vivo ancora di rendita del passato. Io voto le persone, il partito, che mi offrono una qualità di vita migliore per quello che si può. Ripristinare i vitalizi è stato uno schifo e il Movimento 5 Stelle li aveva tolti, lei non può negare questo. A me interessa questo, poi se lei vuole occuparsi dei vaccini, della sanità, dell'Organizzazione Mondiale, anche va bene, lodevole, non è che sia sbagliato, ma io sinceramente, siccome lei parla di voto, io vado a votare quelle forze che immediatamente e l'hanno dimostrato in passato mi offrono quelle cose, mi rappresentano in Parlamento. Adesso abbiamo il Parlamento in mano a dei talebani, perché questo è. E mi meraviglio che una donna giovane come Giorgia Meloni possa sabotare la legge 194 e la tutela del lavoro, queste cose qua.
mi meraviglio perché è giovane e dovrebbe avere una mentalità più aperta. Ok. Ripeto, io voterò per i partiti che mi offrono quello che hanno dimostrato già di fare. Ok. Grazie, buongiorno. Grazie signora, prego Rossi. Per rispondere alla signora, intanto il Movimento 5 Stelle ha governato praticamente dal 2018 al 2022, tradendo gran parte degli impegni presi col popolo, poi sì, ha ottenuto delle mezze vittorie sul discorso vitalizio, eccetera, ma che poi sono stati, l'hanno anche perse poi in sede giudiziaria, ok? Però la questione della sanità, anche noi siamo per la sanità pubblica, siamo per dare servizi alla gente. Per i diritti sul posto di lavoro, come l'articolo 18 è stato tolto, eccetera. Ma il problema ha una radice, tutti questi problemi hanno una radice comune. Fino a quando stiamo nella gabbia dell'euro, di fatto l'euro è una moneta non svalutabile, quindi cos'è che possono svalutare? Possono svalutare il lavoro. Per questo le riforme che hanno fatto sono riforme sulle pensioni, aumenteranno anche l'età pensionabile, si sta parlando in questi giorni, si aumentano le tasse ai cittadini e alle imprese, perché dentro questa gabbia dell'Unione Europea per noi sarà sempre peggio, non possiamo respirare come paese. Paghiamo 100 miliardi di interessi sul debito pubblico, che è una truffa perché la moneta, l'attuale euro, è una moneta privata stampata dalla Banca Centrale Europea, che è una banca privata. Quindi dietro questa banca ci sono quei potentati, quelle oligarchie finanziarie che stampano moneta dal nulla e le prestano ai stati del mondo. Quindi fino a quando noi non ci liberiamo da queste strutture sarà sempre peggio. Le riforme saranno riforme che taglieranno servizi, che privatizzeranno. E quindi, intanto, per rispondere sulla questione 5 Stelle, io ero nei 5 Stelle, sono stato espulso da Di Maio proprio nel 2019, quando dopo già 2 anni che stavano tradendo ogni giorno di più i vari impegni presi, ho cercato di far cambiare la rotta. Sono stato espulso da Di Maio per questo, per aver osato di ricordargli che stava tradendo gli impegni presi col popolo. Quindi io non capisco come possa avere ancora fiducia nel Movimento 5 Stelle, che nei fatti poi ha già governato e ha fatto quel che ha fatto fino ad arrivare al governo Draghi e il governo di tutte le forze politiche. Per dare risposte, ripeto, potrei stare qui a vendere fumo come fanno la politica da anni, a dire sì, rimaniamo nell'Unione Europea, possiamo cambiare le cose, ma rimanendo nell'Unione Europea, nell'euro, non possiamo cambiare nulla, vi prenderei in giro. Dentro la gabbia europea, stare dentro la gabbia europea, stare dentro all'OMS, stare dentro a queste strutture di potere significa tagli alla sanità, tagli ai stipendi delle persone, e quindi è irriformabile questa situazione se non ci liberiamo da queste catene. Sentiamo la prossima. Io preferisco liberarmi subito da queste catene e magari fare anche un anno o 2 anni più difficili a livello economico, ma poi è tutto da vedere, perché che morire lentamente come ci stanno facendo da anni e ci stanno bollendo dentro una pentola come rane, e noi non ci accorgiamo che stiamo praticamente morendo come popolo. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono in diretta? Sì, prego. Sì, buongiorno dottor Bosazzi, buongiorno ingegnere Rossi. Le do un consiglio, ingegnere Rossi. Guardi, state più in piazza, fate banchetti, state fra la gente, parlate con la gente, questa è la cosa essenziale in questo momento, perché i cittadini sono come pecorelle smarrite che seguono la pecora nera. Questo è il discorso, perché se voi non state fra la gente non riuscirete mai ad ottenere determinate cose, cioè quello che è il vostro obiettivo, anche in Europa, soprattutto in questo momento che la gente deve votare, e quindi questo è l'essenziale. E tutto il resto è l'unica persona che fino adesso sento veramente dire cose sensate, giuste, vere e di andare. Questo vi dico buona giornata, auguri, andate avanti, ma fatevi sentire. Buona giornata. Allora, è un po' un rimprovero, cioè questo è un suggerimento, è un rimprovero, un suggerimento. Nel caso della signora, ma siamo sempre in piazza, ecco, abbiamo il gazebo fisso già da 3 mesi
in Largo Bonifacio, il giovedì, il martedì abbiamo tante iniziative, oggi abbiamo il comizio a Udine, stiamo girando come pazzi questa circoscrizione enorme del nord-est, quindi non siamo veramente fermati un attimo. Poi c'è anche tanto lavoro da fare, da portare avanti a livello politico, qua ogni giorno se ne inventano una, c'è anche la questione dell'aumento parlando di salute, l'aumento dei limiti dell'elettrosmog. Io ho cercato di sollevare la questione in comune e spingere il Comune di Trieste a fare delle azioni per contrastare questo aumento dei limiti, come hanno già fatto tanti comuni in Italia. Ma all'ultimo Consiglio Comunale che volevo chiedere l'anticipazione della mozione che avevo presentato 4 mesi fa, proprio quando ci fu quell'emendamento del senatore Pogliesi per aumentare i limiti e passare da 6 a 15 volt per metro, che significa anche picchi di 60-70 volt per metro, e c'è un aumento di casi di elettrosensibili in Italia pazzesco, persone che hanno problemi del sonno legato a queste onde elettromagnetiche che sono sempre più diffuse nella nostra vita ipertecnologica. E l'ultimo Consiglio Comunale si è chiuso con il centrodestra e il centrosinistra che battibeccavano 2 ore su fascisti e antifascisti. Poi alle 9:30, come al solito, si alza un consigliere della maggioranza, chiede mozione d'ordine per chiudere i lavori perché hanno lavorato troppo. Io mi sono opposto a questa chiusura, ho fatto presente: ragazzi, qua c'è in gioco la salute vostra e dei vostri figli, possiamo discutere di questa mozione e cercare di dare un segnale al governo centrale che devono bloccare questa misura. Non c'è stato verso, nonostante qualcuno durante le capigruppo, le commissioni, sembravano tutti d'accordo con la mia posizione di fermare questo limite, anzi c'era chi era anche contrario alla misura fatta dalla sua stessa maggioranza di governo a livello nazionale, ma poi preferiscono stare zitti. Perché? Perché se osano parlare, infatti in Consiglio Comunale della maggioranza parla soltanto il capogruppo che dice sì, no, e gli altri premono il pulsante. Ci sono consiglieri della maggioranza, venite a vedere i consigli comunali, in 2 anni e mezzo non hanno aperto bocca in Consiglio Comunale, cioè sono praticamente inutili. Perché? Perché se parlano magari sono d'accordo sulle nostre posizioni, e sai quanti nella Lega e in Fratelli d'Italia erano contro il Green Pass e non sono vaccinati, però sono stati zitti in silenzio, altrimenti vengono fatti fuori dalle liste, non li ricandidano poi alla prossima tornata comunale, non li candidano alle regionali, non li candidano al Parlamento nazionale o all'europeo, quindi sono tutti diventati signor sì. Altrimenti succede quello che è successo a me nel Movimento 5 Stelle qualche anno fa: ti buttano fuori, ti cacciano. Ormai questa politica è in mano a dei capi partito che sono venduti a un'elite finanziaria di potere e controllano a cascata ogni variabile politica, dal piccolo comune fino ad arrivare a Bruxelles. E per questo è fondamentale mettere gente libera nelle istituzioni, perché quando io apro bocca in quel consiglio comunque tutti tremano, perché dico la verità. E adesso non la contestano nemmeno più quando parlo di quello che è successo sulla questione Covid, Green Pass, eccetera. Fino a qualche tempo fa mi contestavano, ma adesso che la verità sta venendo fuori con forza, stanno tutti in silenzio. Anzi, qualcuno mi confida così privatamente: sì, avevi ragione, perché c'è sempre più gente che ha problemi, effetti collaterali avversi, eccetera. Anche per rispondere alla signora che prima aveva chiamato, che aveva avuto qualche problema di salute, c'è qualche cosa da fare, ci sono dei medici che danno delle terapie per in qualche modo alleviare questi effetti collaterali, perché il discorso praticamente di questo sierogenico Covid crea dei coaguli sanguigni nel sangue, perché va a stimolare la produzione di proteina spike, che crea poi dei coaguli che si trasformano in trombosi o comunque difetti nella circolazione sanguigna. Ci sono medici che già operano in Italia per in qualche modo dare qualche terapia per ripulire il sangue, quindi si può avere dei miglioramenti. Dico, chi ha dovuto fare quella scelta o perché ci ha creduto, è stato ingannato, perché è stato obbligato, ci sono dei rimedi che possono migliorare le vostre condizioni di salute, quindi informatevi a riguardo. Grazie, siamo in chiusura, grazie a Ugo Rossi, consigliere comunale candidato alle elezioni europee per Libertà, buon lavoro. Grazie a chi ha telefonato. Buona giornata. Grazie Rossi. Ciao. Grazie a chi ha telefonato, grazie a chi ha inviato le mail. Vi ricordo che oggi, essendo venerdì, c'è anche l'appuntamento questa sera con Ringa alle ore 21, alle 18 Trieste in diretta, alle 18:30 Trieste d'Arte. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.